luogo antropologico per eccellenza, a cui sempre ritornare. Cosa significa luogo antropologico? Che esso era scandito da tempi ben precisi, che erano quelli dell'alternarsi proprio delle stagioni, e da un lato anche era caratterizzato da uno spazio ben preciso, di cui egli conosceva ogni singolo nome, perché infatti Mario Misteri probabilmente conosceva proprio il cosiddetto potere performativo della parola, che significa proprio il sapere che nominare un luogo significa conferire un'identità. Ecco che quindi Mario Misteri, attraverso la sua opera, ha reso luogo l'altopiano. È proprio questo suo amore viscerale per questa terra che ne ha fatto forse un cantore universale, dove tutti quelli che amano la propria terra, la montagna, possono riconoscersi, sapendo che è proprio la terra che sostiene i passi dell'uomo. Ringrazio pertanto tutti gli studiosi intervenuti, le autorità che hanno voluto essere qui quest'oggi. Ringrazio anche tutti i numerosi enti che hanno aderito proprio a questa iniziativa del centenario nazionale della nascita di Mario Misteri e delle celebrazioni che partiranno veramente a breve. Stiamo ricevendo il placet definitivo del Ministero. Permettetemi anche un ringraziamento particolare alla Regione Veneto che, inserendo proprio queste celebrazioni nei grandi eventi della Regione, ha già permesso il riordino e l'inventariazione dell'archivio Mario Rioni Stern, che sarà reso consultabile a breve. Mi piace proprio questa idea che l'archivio Mario Rioni Stern si troverà proprio nello stesso luogo fisico, cioè Palazzo del Turismo Mille Pini, proprio vicino all'archivio dell'antica reggenza dei Sette Comuni, la spettabile reggenza dei Sette Comuni. Proprio è il senso che abbiamo voluto dare proprio di una sorta di continuità spirituale verso coloro che hanno sempre amato questa terra nel passato e via via fino alla fine di Mario Rioni Stern. A breve appunto prenderanno il via ufficiale queste celebrazioni che ci auguriamo si snoderanno anche nel 22 e 23. Vedo qui anche molti rappresentanti degli enti che hanno aderito, come appunto l'Accademia Olimpica, la Biblioteca Verticana e molti altri, siamo veramente tantissimi. E quindi, e poi tra l'altro vi comunico che è arrivata proprio di recente anche la comunicazione da parte del Mise di la volontà di fare proprio un'emissione di un francobollo nazionale proprio per celebrare ulteriormente la nascita dello scrittore, proprio a rimarcare il suo valore. Vi ringrazio dunque e voglio adesso cedere la parola a tutti gli studiosi intervenuti, ma soprattutto gli amici di Mario che oggi vogliono ricordarlo e soprattutto appunto vogliono ricordare una persona che forse ci ha dato un vero insegnamento di vita. Grazie. Grazie per le tue espressioni e darei la parola al padrone di casa, a Diego Rigoni, che ci ospita ancora una volta in questa sala meravigliosa. Grazie. Sì, molto breve, porto il saluto dell'Unione della Spettabile Reggenza, vicepresidente, porto il saluto del presidente che aveva altri impegni, mi ha delegato, ed è con piacere che sono qui questa mattina. Ho già partecipato più volte agli incontri organizzati dall'istituto e credo che oggi, oltre a ringraziare tutti i relatori, tutti quelli che sono qua oggi a festeggiare in qualche modo questo, ad elevare la figura di questa persona, credo sia un augurio importante che possiamo farci tutti. La riflessione che volevo fare era solo questa, soprattutto in questi giorni. Mario Rioni Stern credo ci abbia insegnato di fermarci un attimo, di non avere troppa fretta e di valutare bene quello che abbiamo davanti e quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo programmare, quello che dobbiamo studiare. Lui ci ha insegnato nel descrivere il territorio, nel descrivere l'odore, gli odori, il vento, le cose che ci sono, di
di osservare, di stare attenti, perché il futuro è nelle nostre mani ed è solamente riflettendo, ed è proprio ieri, dopo aver fatto la visita di solidarietà alla Maiga a Chianti Granezza, che ufficialmente, voglio dire, oggi siamo veramente vicini a quella famiglia di allevatori, ma soprattutto a quello che è successo. Quello proprio ci deve far riflettere ancora di più. Il grande insegnamento è questo: i grandi uomini lasciano grandi impronte. Questo, secondo il mio punto di vista, è l'impronta su cui noi dobbiamo costruire un futuro sostenibile per noi, ma soprattutto per i nostri figli. Buona giornata a tutti e complimenti per questa giornata. Grazie. Ora è previsto l'intervento di Sergio Frigo, che presiede il premio Mario Rigoni Stern, e mi piace ricordare che Mario Rigoni Stern per molti anni ha presieduto il premio Vitas di Montagna, è ancora oggi rimpianto, e con il premio Mario Rigoni Stern e il premio Vitas di Montagna stiamo parlando strettamente con la famiglia, perché vogliamo onorare la memoria di Mario Rigoni Stern nei 100 anni della sua nascita, ma per tutto quello che ha fatto, che coincide con i 200 anni della storia di Itas Mutua, che è vicina alla gente, che essendo mutua quindi è nelle comunità. Per cui ecco, con Sergio Frigo e con la famiglia Gianni Rigoni Stern abbiamo iniziato questo percorso che credo porterà poi copiosi frutti. Prego Sergio. Grazie Gigi. Allora, semplicemente, cosa serve un premio letterario? Serve a promuovere i libri, naturalmente, però ci siamo posti la questione se promuovere i soliti noti, il lavoro degli editori, eccetera, oppure anche valorizzare attraverso il premio i valori, le opere dello scrittore e in particolare i temi della sua opera che sono più in sintonia, più, come dire, più legati all'attualità. E cosa c'è di più significativo nell'attualità odierna del cambiamento climatico, della questione ambientale? Siamo reduci da una piccola batosta, piccola naturalmente rispetto alle grandi che succedono nel resto del mondo, però ne sentiamo le conseguenze. E allora la riflessione che è stata fatta all'interno del premio quest'anno è stato cercare di riportare i temi tipici di Mario Rigoni Stern, in particolare la questione della salvaguardia della natura e dell'ambiente all'interno del nostro premio. Quindi abbiamo cambiato la giuria completamente, non perché quella precedente non andasse bene, ma perché abbiamo scelto 5 giurati che sono, diciamo, più mobilitati su questo tema, le questioni ambientali, e abbiamo cambiato in maniera contenuta ma sostanziale il bando, ponendo proprio l'attenzione, oltre ai temi soliti di Mario Rigoni Stern, la guerra, la montagna, in particolare la questione ambientale e l'impatto umano sulla questione climatica. E la cosa è andata a buon fine, nel senso che i libri arrivati sono 65, sono il record dei libri arrivati nel corso degli 11 anni del premio, quindi evidentemente sensibilità c'è. E abbiamo anche scelto quello che è il guardiano dell'arca, che è il professor Chiussi, che molti conosceranno come esperto formatore di generazioni di dirigenti forestali. E la giuria è al lavoro, il premio si svolge il 18 settembre. Voi sapete che negli anni come questo, negli anni dispari, si svolge una parte a Venezia e una parte ad Asiago. Il 18 settembre mattina a Venezia, il 19 settembre qui a Mille Pini, quindi prenotatevi eventualmente, perché i posti non saranno tanti come gli anni scorsi per ovvi motivi, e coinvolgeremo maggiormente i ragazzi anche delle scuole, perché l'idea è proprio di parlare sempre più possibile a loro e averli presenti proprio fisicamente. Il motto è quello semplice che non occorre andare a cercare tanto lontano, è proprio nell'opera di Mario Rigoni Stern. Mario Rigoni Stern è scritto in un catalogo all'opera di un pittore che apprezzava molto, che ho conosciuto personalmente, Tito Heine. Ha scritto: siamo in un momento della storia in cui occorre frenare un presunto progresso che non pone limiti alla distruzione del pianeta. Questo è il punto su cui ci stiamo concentrando, e credo che sia una riflessione che Mario manda a noi e manda anche alle generazioni future. Grazie. Grazie a te, Sergio.
Ora invito a parlare il professor Marcello Verga, che ringrazio, è arrivato da Firenze, è il presidente del nostro comitato scientifico e non ha voluto mancare questa giornata dedicata a Mario. Prego Marcello. Grazie per la parola e poi saluto ovviamente il comitato scientifico, legati a portare il saluto del presidente della fondazione. Permettetemi però un minuto di portare il saluto della città di Firenze, che nel 2007 ha concesso la cittadinanza onoraria proprio a Mario Rigoni Stern. Ha proposto poi allora il consigliere giovane Nardella, attualmente il sindaco della città in cui vivo, e ho avuto l'occasione di parlare con Nardella, di ricordare a Nardella questa giornata. Nardella mi ha dato un nuovo messaggio in cui mi ha pregato di dare anche voi il suo saluto e ricordo quella cerimonia del Voltas a Firenze del 2007, e ha sottolineato ancora il valore non solo letterario ma morale e civile che ha avuto Rigoni Stern nella cultura italiana. E questo credo sia il tema fondamentale che noi dobbiamo ricordare a partire da oggi, per questo centenario, celebrazioni che dureranno anche nel 22 e nel 23, che è stato riconosciuto dal Ministero della Cultura come occasione per la costituzione di un comitato nazionale, che fa sì che questo centenario debba e possa e debba incidere nella costruzione della memoria collettiva. Io credo che la Fondazione per questo parte di questo comitato, questo è l'impegno della Fondazione di Storia, a nome dello scientifico può prendere, quello di lavorare sulla costruzione di una memoria che tenga conto dei valori non solo letterari, sappiamo, è successo nel 1953, è un successo incredibile, insomma, ma i valori morali e civili, ricordati anche prima, il rapporto con la natura, l'identità legata a un luogo, ricordava prima la delegata del sindaco. E questo è l'impegno che noi ci siamo presi, sia col progetto sulle montagne, di cui parlerà più tardi il collega Filiberto Agostini, che è già un progetto finanziato dalla Regione Veneto, ma anche un progetto più largo che come comitato scientifico presenteremo in fondazione a settembre e che impegnerà il lavoro della fondazione nei prossimi anni. Quindi grazie veramente a chi ha promosso questo comitato, un personaggio di cui sappiamo tutto grazie al libro di Mendicino, vorrei ricordare i lavori di Mendicino, che hanno molto contribuito alla conoscenza e alla realizzazione di Mario Rigoni Stern, e l'impegno della Fondazione, quello di lavorare ancora, come dicevo prima, sull'uso della memoria che ha lasciato Rigoni Stern per la costruzione di valori morali e civili di questo paese. Grazie. Grazie Marcello. Abbiamo anche la graditissima presenza del presidente Gaetano Tiere, presidente dell'Accademia Olimpica, che credo sia conosciuto da tutti, è un'istituzione prestigiosa che affonda le sue origini molti secoli fa, come magari ci dirà il professor Tiere, che ringraziamo veramente per la presenza. Grazie. Tenete a mente che è con grande responsabilità che l'Accademia Olimpica affronta questo anno, per duplice ragione. Prima di tutto perché è stato accademico ordinario dell'Accademia Olimpica di Mario Rigoni Stern, ma c'è una cosa ancora più significativa, cioè che ha ricevuto dall'Accademia vera, quella dell'Università di Padova, la laurea d'onore. E in quella prolusione lui ha pensato ai giovani. Non voglio citarvi qui i passi di quella sua prolusione di quel giorno, sono di una straordinaria, diciamo così, efficacia e programma. Bene, voglio qui dire che abbiamo anche la responsabilità della vicepresidenza e quindi voglio dire questo è un onore che ci viene dato, non soltanto un dovere. Bene, noi abbiamo delle attività quest'anno che promosse dall'Accademia Olimpica. La prima è che il 22 ottobre si terrà un convegno promosso tra l'altro da Paolo Lanaro che è chiamato 100 anni dopo, una mattina dedicata a Mario Rigoni Stern e un pomeriggio ad Andrea Zanzano. Ma ce n'è un altro che forse stiamo dimenticando, e cioè lui è stato sergente di un battaglione di alpini che veniva da Pescone nella Valsabbia. Questi sono stati per lui degli amici, dei figli,
perché li ha portati in salvezza sfondando Nicolaieva. Ed è una cosa, e lui ci tornava, e quando era là, era, come dire, un goliarda con loro. Non si comportava come uno scrittore, si comportava come un amico, si comportava come un padre che aveva portato a casa. Alcuni di loro però finirono nel lager insieme a lui. Ma c'è ancora una cosa che merita di essere ricordata. Ebbene, un dattilo scritto originale del sergente nella neve, lui lo regalò a Vescovio. Ebbene, insieme con Elena Ledda, che è la presidente dell'Ateneo di Salò, abbiamo un programma, uno speciale, molto molto speciale. E infine, lasciatemi dire, mi batte il cuore perché anche io sono cacciatore come era lui, ma lui, a differenza di me, non ha nessun trofeo di caccia, aveva un rispetto per la natura, e io mi ricorderò sempre che quell'urogallo, quella volta che andò a caccia di urogalli, lo sbagliò e non lo avrà. Grazie. Grazie, non poteva mancare un altro esponente della cultura vicentina, la professoressa Chiara Visentin, che ringrazio di cuore per essere venuta anche lei a testimoniare l'amicizia verso Mario Rigoni Stern. Lei dirige la Biblioteca Bertoliana, che voi tutti sapete è un'istituzione meritevole che ha formato, diciamo, generazioni di vicentini e non soltanto. Quindi adesso do la parola a Chiara. Grazie Chiara. Grazie mille a tutti voi, grazie per averci invitato, per portare i saluti a questo veramente interessante convegno. Io dirò solo due cose. Purtroppo la Bertoliana, seppur ha un patrimonio ricchissimo di documentazione di scrittori del Novecento, su Rigoni Stern non ha molto materiale, anzi veramente vi invito, come diceva la dottoressa Rodigliero, a venire a consultare nel momento in cui sarà aperto il ricchissimo archivio che sarà consultabile appunto su Mario Rigoni Stern, che sarà presente qui ad Asiago. Ma noi abbiamo alcune chicche, abbiamo una bella raccolta epistolare con di Mario Rigoni Stern, e soprattutto delle intensissime lettere tra Mario Rigoni Stern e Gigi Ghirotti. Vorrei ricordare che Gigi Ghirotti è colui al quale Mario Rigoni Stern ha in pratica dedicato Terre di Pelle. Quindi abbiamo poco, ma siamo affettivamente collegati a Mario Rigoni Stern, soprattutto alla sua attualità, ne è stato parlato anche prima. Sono due le tematiche che la Bertoliana ha in comune con Mario Rigoni Stern, potrei dire. Innanzitutto l'ambito della natura, salvifica e anche da salvare, si ricordava appunto prima, ma soprattutto, e questo è un elemento fondamentale per la Biblioteca Bertoliana, è l'ambito della memoria storica. È una memoria storica da preservare, perché, come abbiamo visto, gli errori del passato possono effettivamente ripresentarsi, e di questo Mario Rigoni Stern ha parlato sempre molto, ed è veramente, continua a essere con i suoi scritti un monito per noi. Io faccio un piccolo inciso sul titolo di questo convegno. Entrambe le diciture sono giuste, altipiano e altopiano, ma il termine altipiano era quello che Mario Rigoni Stern più amava, soprattutto perché ha amato profondamente il libro di Emilio Mussunano sull'altipiano. Quindi io, se mi permettete, continuerò ad usare il termine altipiano in onore di questi due grandi scrittori. Quindi grazie mille per l'invito. Grazie. Credo sia collegato con noi il senatore Tiziano Trevu, che ricopre una carica importantissima costituzionale, presidente del CNEL, quindi non so se è a Roma o dove si trova in questo momento, ma il senatore Trevu ha diretto per tanti anni la nostra associazione, ancora prima che fosse stata trasformata in fondazione,
ha contribuito anche a far pubblicare il primo e il secondo libro della storia delle Venezie, è rimasto molto affezionato ovviamente alla Fondazione di Storia ed è stato nominato a vita presidente onorario per i meriti che lui ha avuto. Quindi Tiziano, prego a te. Grazie per questa occasione. Mi spiace di non poter essere presente fisicamente, non solo perché questa cerimonia è molto importante, ma anche perché, fatemi fare un ricordo personale, io mi sento molto legato all'altopiano o altipiano, perché tutta la mia giovinezza, fino a quando sono dovuto poi andare all'università a Milano, io ho passato vacanze estive, invernali, con i miei genitori ad Asiago nell'altopiano, e quindi mi sento molto vicino, anche se adesso sono lontano. E poi nel periodo in cui sono stato presidente dell'istituto e della fondazione, come ha detto Luigi Benegatti, noi abbiamo più volte ricordato e pensato alle opere di Rigoni Stern, alcuni le abbiamo conosciuto anche personalmente. Ricordo in particolare questa lettura che la fondazione ha fatto nel 2009, un anno dopo la scomparsa di Mario Rigoni Stern, e vi suggerirei di rileggerla perché è molto bella, ricorda il contributo sia letterario ma anche l'insegnamento morale delle opere di Mario Rigoni Stern, e addirittura ha 2 titoli molto significativi che anche in questo momento sono attuali: La natura e la storia nei suoi eventi belli ma anche tragici, in particolare la guerra. E questa lettura veramente dà l'idea di quanto sia attuale ancora l'insegnamento di Mario Rigoni Stern, e anche suggerisce, io lo ripeto, quanto è utile diffondere la sua opera non solo con iniziative come queste, ma nelle scuole, per i giovani, perché ci sono i suoi testi che tra l'altro sono bella, limpida, la sua prosa è un grande insegnamento. Per dire 2 punti che ho anche sentito qui: la natura. Mai come oggi il tema dell'ambiente, della salvezza dell'ambiente, o come dice, citando il libro Ossola, quando noi avremmo rischio di perdere la terra, penseremo che Rigoni Stern aveva ragione e cercheremo e dovremo fare di tutto per non avere il rischio di perdere la terra. Quindi tutti i programmi attuali, anche per l'Europa, in particolare per il Paese, sulla salvezza dell'ambiente, devono essere presi sul serio, anche ricordando l'insegnamento di Mario Rigoni Stern. E l'altro tema che è presente è quello della identità e della globalizzazione. Ho sentito anche qui parlare giustamente di identità locale, importante, le radici, ma questo non vuol dire chiusura. Mario Rigoni Stern era uno aperto al mondo, alle vicende del mondo, e ora noi stiamo vivendo un'epoca difficile perché dobbiamo affrontare i problemi, le opportunità, ma anche i rischi della globalizzazione. Quindi un'ottima iniziativa, continuiamo. Se avete altre occasioni, spero di essere presente fisicamente. Vi faccio tanti complimenti e auguri per questo vostro lavoro. Grazie a tutti. Grazie Tiziano. Ci ricordiamo tutti quando andavamo per Maghe Forti assieme a te, tuo padre e tua madre, Giancarlo Bortoli, con i forestali di Zoli, quindi quanti bei ricordi. Abbiamo tutte le foto che magari tu Tiziano non hai, ma ti arriviamo noi. Colgo l'occasione per salutare ancora tutti i presenti, anche il comandante della Forestale che è qui con noi, Stella, grazie per essere presente. Sono presenti, come dicevo, anche alcuni dei nostri consiglieri, in particolare il professor Corà e il professor Giacomelli, quindi ringrazio anche loro. Il presidente della regione, Roberto Ciambetti, è in arrivo e quindi naturalmente daremo poi la parola appena potrà arrivare, anche lui è preso da tanti impegni, però non manca mai in queste occasioni. Quindi veramente un grazie alla regione, come ha poi anche ricordato prima Michela.
Ora entriamo nella seconda parte, che mi piace quasi chiamarlo un filò, perché qui oggi siamo proprio in famiglia, in una sala anche intima, senza dispersione, tra amici, tra gente che si conosce, che si frequenta. Molti di noi hanno tantissimi ricordi, aneddoti, racconti, frequentazioni, che magari poi nel corso di questa giornata verranno fuori, ma possiamo darci anche altri appuntamenti, perché ritengo opportuno che la figura di Mario sia veramente un patrimonio diffuso su tutti noi e che non venga disperso nulla. Abbiamo foto, abbiamo occasioni, abbiamo testimonianze. In particolare direi, darò la parola a Giancarlo Bortoli, che è storico dell'altopiano e anche presidente del collegio sindacale della Fondazione di Storia. Lo ringrazio anche per questa attività, tra virgolette, gratuita. E lui ha iniziato un percorso di affetto con Mario Rigoni Sterre tanti anni fa, quando Giancarlo ha incominciato a scrivere le novelle di Natale. Un atto di amore verso l'altopiano, verso la gente. E mi ricordo che ne abbiamo parlato la prima volta, lui temeva quasi di disturbare Mario Rigoni Sterre, mi chiese cosa faccio, gli parlo. Ho detto ma certo, guarda che Mario è sempre presente, è contento, e quindi Bortoli, che era ancora giovanotto, e adesso ormai non è più giovanotto neanche lui, ha preso il coraggio, è andato da Mario ed è iniziata una frequentazione che tutti gli anni ci portava nelle chiese dell'altopiano a annunciare il Natale, con una festa che è rimasta nella memoria di tutti. Giancarlo. Grazie, vi chiedo la cortesia di lasciarmi seduto. Ovviamente, come tutti i paesani, conoscevo Mario fin da bambino, per la sua fama soprattutto, perché quando con la mamma e il papà andavamo in piazza, ecco, la mamma o il papà diceva, ecco, guarda che quello è il Mario Stern, quello del sergente della neve, quello che sta in Russia, ed è uno dei nostri, che dopo capire che cosa significa, forse. E così, per me era veramente un personaggio, però ero timido, non avevo mai avuto il coraggio di avvicinarmi e di chiedere qualcosa. E vuol dire che la vita mi ha obbligato a farlo, cioè è stata la vita, perché vi dico come veramente ho conosciuto Mario Rigoni Sterre. Allora, siamo nel 1962, io avevo 11 anni, papà e fratello erano emigrati in Germania e mia mamma aspettava che io prendessi la licenza elementare per poter poi emigrare a nostra volta e riunire la famiglia lì in Germania. Era il mese di giugno, arriva finalmente, fatti gli esami della quinta elementare, sono stato promosso per fortuna. E insomma, il papà manda il biglietto del treno per andare in Germania, però bisognava avere i documenti di identità attestati dal questore dell'epoca, non come adesso. E i documenti non arrivano, all'anagrafe dicono a mia mamma, guarda, i documenti non sono arrivati, è meglio che vai giù a Vicenza dal questore, telefoniamo noi, fissiamo un appuntamento, vai giù e vai a prendere i documenti. Mia mamma, che aveva ben altro da fare a preparare il viaggio, manda a me, avevo 11 anni, prendo la corriera, proprio qua, perché qua c'era la stazione ferroviaria, ma anche la stazione corriere, la corriera della Siamic, i più anziani sanno cosa vuol dire, corriera blu, vado a Vicenza. Io a Vicenza ero stato forse una o due volte per andare a Montebellico per grazia ricevuta, tanto la prima volta a digiuno, questa me la ricordo bene. Perché poi c'era da fare la comunione, no? E quindi vado a Vicenza, memorizzo un po' il percorso per sicurezza mia, per non sbagliare a scendere dalla corriera, e quindi arrivo alla stazione corriere che è vicino a Campomarzio, sostanzialmente vicina all'attuale stazione ferroviaria. Comincio a domandare dove si trova la questura, avevo l'indirizzo, la questura si trova dove anche adesso. Quindi bisognava attraversare tutta Vicenza a piedi,
naturalmente, e avevo pochissimi soldi con me, pochissimi. Quindi attraverso Vicenza, arrivo in questura, mi metto là, chiedo all'impiegato, mi sono al porto di Bergamo l'anagrafe, attore i documenti, e l'impiegato dice sì, non sono ancora pronti, il questore non ha ancora firmato, aspetta. Io mi siedo, prima l'attendere era un attendere normale, poi l'attesa assomiglia a quella di quando si andava in ambulatorio dal dentista, non era proprio una gran bella attesa, insomma, cominciava a avere angoscia. Passa il tempo, avevo l'orologio di fronte a me perché era un orologio a muro, e arriva al mezzogiorno e non c'erano i documenti non c'erano. L'impiegato mi dice guarda che fra poco dobbiamo chiudere, devi tornare al pomeriggio. E vabbè. Allora riparto dalla questura, vado nella stazione del Corriere per calcolare il tempo necessario di percorrenza e vedere verificare la strada più dritta. Mangio un panino, un bicchiere d'acqua minerale, faccio una telefonata a una parente per dire che tutto bene, intanto se ne vanno 50 lire di gettone. Mi erano rimaste forse 30 o 40 lire in testa, non di più, insomma in tasca. Torno in questura, il tempo passa inesorabilmente. L'ultima corriera partiva alle 5:30, verso le 5 comincio a ideare un piano B. Il piano B consisteva nel partire dalla questura a piedi e tornare a casa ad Asiago a piedi. Quindi mi ero fatto delle tappe, Villa Verla, Chiene, poi la strada del Costo, naturalmente tagliando tutte le curve, anche le curve del Costo, e quindi ho detto, beh, ci metto meno tempo in questa maniera qua, fantasia di bambino. E appunto passa le 5, passa le 5 e un quarto, l'impiegato, anche lui era visibilmente preoccupato, ma a un certo punto vedo che va dentro da quest'ora, insomma, torna fuori, le carte non c'erano ancora, e mi dice sta tranquillo che c'è qua un tuo paesano che può portarti a casa in auto. Io non ero proprio sicuro della faccenda, ma insomma, sto lì, le 5:30 passate, insomma, si apre la porta, e chi vedo? Vedo Mario Stern. Mario Stern con il figlio che io non conoscevo, che è Alberico. E dice, sì, boccia, dai, vieni con noi altri, andiamo su, e mi fa, ma di che sito Fiolio? E io rispondo, sono il Fiolio del Rino Partigian, perché dico dei nostri, Rino Partigian e De Arosi dei Frutti. E allora, ma dove vedo? In Germania. Allora mi chiede del percorso che facevamo, e ho detto che facevamo la via Svizzera, perché il paese era sulla Westfalia, via Svizzera. Allora gli cito alcuni passaggi, dobbiamo andare a Milano, poi Chiasso, da Chiasso andremo in Germania a Rottweil, e mi è rimasta impressa questa storia, perché quando ho pronunciato la parola Rottweil, subito ho fatto la battuta, la sì che fa buone cartucce, perché lui era un cacciatore. E allora mi augurò naturalmente tanta fortuna, e io sono arrivato a casa compiendo il mio dovere. In quel momento mi sono anche reso conto, anche sia con una ingenuità, che Mario era una persona semplice, uno dei nostri, non era il grande scrittore aulico che parlava in televisione, a parte che la televisione che se si vedeva non si vedeva nei bar, no? Ma che era una persona molto affabile, molto disponibile. E l'ulteriore controprova, ne ho avute tantissime naturalmente, ma mi piace citare questa, che quando lo candidammo senatore a vita, lui mi rispose, che vada a Roma a fare cosa? C'è meglio che stava nei nostri monti. Ecco, questo è stato il primo approccio con Mario Stern. Poi le cose si evolvono, cambiano. Mario Stern ha frequentato più volte questa sala, in particolare ricordo quando, avuta la laurea honoris causa, decidemmo di stampare come Comunità Montana in 300 copie numerate la lezione magistrale che aveva detto all'Università di Padova, e facemmo anche una gran festa. Sul tavolo avevamo messo noi i soliti fiori, dei fiori di campo assieme a delle erba del muschio che lui continuava ad accarezzare e che amava. Qua dietro abbiamo fatto una festiciola a base di polenta, salame e formaggio, e poi ci furono anche gli gnomi che porsero il cappuccio rosso in testa con la laurea degli gnomi.
E con questa conoscenza, come raccontava prima Gigi Menegatti, siccome io ero abituato a fare dei racconti di Natale che poi regalavo come regalo agli amici, insomma, per fare un presente, questi racconti diventavano sempre più consistenti. Quello che cominciò a essere veramente importante, con centinaia di pagine, era Pelli, che è la regina dell'Alteburg, e fu presentato nella chiesa di Fota. E allora Menegatti mi diceva, io dico Menegatti, ma è il dottor Menegatti, insomma siamo amici, chiedo scusa. E dice, ma dica a Mario che venga, ma dissi, no, sì, è vero, io evito di disturbare le persone per quanto possibile, no, dica che venga. E che fu così che Mario venne a presentare quel primo racconto. E la storia continuò a ogni Natale, fino al 2006, poi nel 2007 non c'ero io, dal punto di vista fisico, per problemi, e poi Mario è morto. E conservo come preziosità alcuni suoi scritti che lui leggeva in occasione di queste presentazioni. Quello che vi leggo oggi, vi leggo solo questo, non vi racconto tutto quanto perché non voglio occupare troppo tempo, riguarda il racconto intitolato Anepos, incudine di Thor. La parola Anepos sta a significare nella nostra antica lingua, che lui amava, incudine. Ed è un macigno, una pietra fatta a punta di incudine che si trova in Marcesina sopra una voragine. Il racconto venne presentato nella chiesa di Santa Giustina di Enego con un addobbo eccezionale per il quale mi aiutava moltissimo il fratello del dottor Menegatti, che è Giorgio Menegatti, che già verso ottobre metteva via le bacche del sorbo del lucellatore, quelle bacche rosse, metteva via in freezer e poi confezionava con i rami di abete, e quindi l'effetto ottico era veramente bello, la scena era piacevolissima. Sul tavolo mettevamo in chiesa una pelle di pecora che arrivava dall'Australia ed era per il ricordo dei nostri emigranti. Poi c'erano delle rose di Natale che sempre Giorgio Menegatti sapeva dove trovare prima di Natale, e tutta la chiesa era addobbata come un bosco, e poi a seconda di quel che succedeva. Nel caso l'incudine di Thor, quindi abbiamo come tema l'incudine il forgiatore, e c'erano i pastori con i loro tabarri, il fabbro che si era portato da casa l'incudine per peso, che lo batteva sul ferro. C'erano i cori, il sindaco di Asiago, che allora non era sindaco, che è bravissimo nel suono dell'organo, suonava quell'organo. Oltre al coro poi c'erano persone che dicevano le loro impressioni, e di solito il gruppo era costituito da dottor Menegatti, da Mario Stern, da professor Sergio Bonato, e a parte il sottoscritto anche in quel caso c'era anche Diego Dalla Palma. Ecco, fra un canto e l'altro c'era intercalato fra un canto e l'altro l'intervento di qualcuno. In quel contesto, ecco, siamo nel Natale del 2002, Mario scrive questo. Dice: pensieri in fila dopo la lettura di Anepos del nostro Giancarlo Bortolini. Ormai questo, con Giancarlo, è diventato un piacevole appuntamento sotto Natale, una cortese abitudine che si ripete ormai da 8 anni, e noi siamo suoi amici. Ci auguriamo che si ripeta e possa continuare per altri 50 anni, mi dà un centinaio d'anni di vita, che non è male. Allora, possa continuare per altri 50 anni, in modo che traccia dopo traccia, storia dopo storia, possa consegnare ai posteri leggende, memorie e fatti di vita di cui è tanto ricco il nostro altipiano. Dopo questi 50 anni futuri, dice Carlo, è da sperare che ci sia qualche altro a tenere alta la fiaccola delle tradizioni, per illuminare i sentieri dei montanari in cammino,
sono sentieri che partono dagli albori della civiltà, hanno raggiunto le nostre montagne e giungono in continenti lontani, fino all'ultima casupura, dove un nostro emigrante o un suo discendente accende un lume nel ricordo di sere come queste. Ma chissà come sarà tra 100 anni il mondo, se ci sarà ancora un erede spirituale di questa nostra terra dei padri, che andrà a frugare sotto il muschio per scoprire tracce e documenti, tra le cose che la natura o il buio proteggono, per renderli chiari tra mito, favola e realtà. A monito, a lezione, ad esempio, ai discendenti. Noi che siamo qui, che restiamo appassionati e amanti della nostra terra e delle nostre tradizioni, non vogliamo dimenticare le nostre origini e nei segni più nascosti andiamo a frugare per rendere palese il nostro passato. Sarebbe ben triste il mondo senza leggende e senza storia, e su questa frase poi mi ricollego per un'altra cosa. Sarebbe ben triste il mondo senza leggende e senza storia, e anche senza un Giancarlo e un Bepi de Ariona, che con un ramoscello secco scrive segni misteriosi sulla terra del sottobosco. Ecco, questo era quello che aveva letto in quell'occasione. Ma Mario, vedete, non ha fatto solo interventi, presentazione di libri e scritto le opere meravigliose che ha scritto. Ha fatto anche un qualcosa di importante che è misconosciuto, non è conosciuto. È stato un promotore del salvataggio della casa editrice Einaudi. È un episodio che ricordo bene, io ero presente solo per ragioni logistiche, ma che chiedo al dottor Menegatti di raccontare. Beh, certo, sono fatti avvenuti molti anni fa. Potrei magari inquadrare un po' l'episodio. Ci siamo trovati con Mario Rigoni Stern, Giancarlo, io e il presidente della Banca Nazionale del Lavoro, era la Banca del Tesoro, quindi la banca più importante d'Italia. Poi nelle ultime vicende l'hanno venduta i francesi, ma questo è un passaggio, diciamo, che mi ha lasciato molta amarezza. E prima di questo incontro volevo far capire chi era anche il presidente Nesi, che a quei tempi ovviamente aveva un grandissimo potere. Io ho assistito a una telefonata tempestosa tra lui e Craxi, che a quel tempo era il presidente del Consiglio, posso dirlo perché sono passati tanti anni, e il presidente del Consiglio chiedeva alla Banca Nazionale del Lavoro, e quindi a Nesi, di comprare il Corriere della Sera, perché allora c'era tutto un problema nelle banche, eccetera. E Nesi gli ha detto di no. Una banca non può fare questo perché è un interesse politico, per inquadrare la persona. Con Nesi ci siamo trovati molte volte qui nell'alto piano. Naturalmente c'era sempre insieme a noi Mario Rigoni Stern. Facevamo una colazione, un pranzo in piena allegria, c'erano personaggi delle istituzioni, della politica. Mi ricordo che fino agli ultimi tempi è venuto il sindaco di Padova Benzic, che purtroppo poi è morto. C'erano personaggi illustri tipo il senatore Segnana di Trento, c'era la Lia Sartori, che non so se oggi è qua, ma è consigliera della Fondazione di Storia, e appunto sempre Mario Rigoni Stern. Bene, uno di questi incontri, Mario ha detto: guarda Presidente, io ti dovrei parlare, ti devo chiedere un consiglio. E allora ci siamo appartati, credo che siamo andati in una osteria, no? Dalla Locanda Aurora, belli ritirati, e Mario, che aveva sempre scelto la casa editrice Einaudi per pubblicare i suoi libri, nonostante anche le altre case editrici li corressero dietro, e Mario aveva a cuore le sorti di questa casa editrice che aveva dei problemi, e quindi lì dentro in quella sala in pochi minuti abbiamo risolto. È stata impostata un'operazione che poi ha comportato il proseguimento dell'attività della casa editrice Einaudi. Credo che questo sia stato merito di Mario Rigoni Stern. Grazie. Stavo dicendo prima che questa frase,
sarebbe ben triste il mondo senza leggende e senza storia, mi richiama a una lapide che si trova nell'albergo Marcesina e che riporta esattamente una frase di un testo di Mario Rigoni Stern. È una lapide molto significativa, commovente. E sull'idea di questa lapide, secondo me, una poetessa, che è una compaesana, Annalisa Rodighiero, ha scritto una stupenda poesia. Annalisa Rodighiero, come ho detto, era seghese, sua mamma conosceva bene anche i miei genitori perché lavorava in una fabbrica qua del posto, e poi avevamo anche conoscenze per via scolastica. Ecco. Chiedo ad Annalisa cortesemente di poter leggere la poesia e io vi abbandono così non mi rompo più le scatole. Grazie Giancarlo e grazie anche agli organizzatori per questa bellissima opportunità. Si dice tanto di Mario come narratore e meno si parla della poesia presente in Mario Rigoni Stern, sia come sguardo poetico sulla vita, ma anche per il lirismo che comunque c'è nella sua scrittura. E in ogni caso, ecco, la targa riportata all'esterno dell'albergo di Marcesina basterebbe da sola a definirlo sicuramente anche un grandissimo poeta. Allora io vidi quella targa circa una quindicina d'anni fa, poi la lessi e la rilessi varie volte nel tempo, sempre con il desiderio di poter rispondere a quella meravigliosa domanda che poi vi leggerò sul destino dell'amore nel mondo. Ma l'ispirazione non mi veniva e io non sapevo scrivere a tavolino. Dopo tanti anni, e cioè purtroppo nel tardo autunno del 2018, dopo la prima nevicata, dopo Maya, l'ispirazione come per incanto è venuta, perché io ho pensato a cosa avrebbe provato Mario di fronte a quello scempio della natura, quello che io ho chiamato un disordine verticale, e sentendomi in sintonia con il suo cuore, con il suo amore per la natura, ho preso la penna e ho iniziato a scrivere. Ma alla mattina, svegliandomi in rete, avevo visto una foto, abito a Padova, avevo visto una foto dei tetti delle case del Gastag ricoperti da un sottile strato di neve e ho pensato alla stessa neve stesa sugli abeti morti qualche metro più in là, e la poesia è uscita. Allora Mario meravigliosamente si chiede: ma ci saranno ancora degli innamorati che in una notte d'inverno si faranno trasportare su una slitta trainata da un generoso cavallo per la piana di Marcesina imbevuta di luce lunare? Se non ci fossero, come sarebbe triste il mondo. La slitta del sergente. Ora che la prima neve fa sopra i tetti cartolina e dentro l'anima è sudario sugli abeti crocifissi, una risposta, Mario, te la vorrei dare. Vedi, la speranza è proprio là, seduta sopra quella slitta, nella piana imbevuta della luce che tu sai, bianca di neve. Lassù, dove il piano si connette al monte e valli e cielo versano grumoso latte, voglio ancora immaginare sguardi innamorati di bellezza sotto la luna ammantata a sposa. Allora sfumano lente in albe tutte le notti del mondo, perché sotto quella luna piena
nella piana. La poesia non muore, e tu lo sai, sergente, fino a quando esisterà anche un solo uomo sulla terra, e la terra dentro occhi innamorati. Come dire che fino a quando ci sarà l'uomo, ci sarà la poesia e quindi ci sarà l'amore, che era quello che in fondo sperava sicuramente Mario. Grazie. Grazie a te Annalisa e grazie a Giancarlo Bortoli, ci avete portato nello spirito natalizio. Avete parlato di Marcesina e quindi mi ha gradito anche ricordare che è presente il rappresentante del comune di Enego, Cappellaro. Ringrazio lui e ringrazio l'amministrazione comunale. Come vedete non è arrivato Corona, una mosca sì che mi è arrivata qua, non è arrivato Corona, ma direi proseguiamo quindi con il nostro programma che, come ho detto prima, è una specie di pilota. Ora dovrei dare la parola a Sergio Bonato, che tutti voi conoscete, un'istituzione per il nostro altopiano, presidente dell'Istituto di Cultura Cimbra, preside letterato, sindaco, presidente della comunità montana, presidente della Cassa Rurale di Roana, quindi un personaggio che poi ha conosciuto molto e ha frequentato naturalmente Mario e la sua famiglia. Quindi Sergio, prego. Dopo la presentazione dell'amico Menegatti sono perlomeno imbarazzato, ma passo sopra e ringrazio veramente gli organizzatori di questo incontro. Ringrazio tutti i partecipanti a questo incontro che ci vede riuniti nel ricordo di Mario. Non lo ricorderemo mai abbastanza. Speriamo che l'occasione del centenario non sia un'occasione convenzionale di episodi, ma siano veramente occasione di approfondimento, di avvicinamento. Abbiamo bisogno di lui come veramente della nostra aria. Volevo parlarvi di alcune cose, però ho proposto al dottor Menegatti un cenno, un ricordo a Primo Levi, e questo per anche mostrare che per noi Mario Rigoni Stern è una grande gloria dell'altopiano, ma è grande anche in rapporto al mondo storico, al mondo culturale, al mondo letterario, e volevo soltanto ricordare un paio di frammenti di questo mondo. Non dopo aver portato il saluto dell'Istituto di Cultura Cimbra, con cui il nostro Mario ha collaborato e di cui porteremo testimonianze in questo anno. Ero d'accordo con il nuovo presidente dell'Istituto di Cultura Cimbra, dottor Giancarlo Bortoli, che fosse lui il portavoce del nostro istituto, ma si è dimenticato o ha messo nell'ombra questo fatto che veramente noi ci onora, ma sempre sull'onda anche di Mario, di tenerci uniti tra di noi, e quindi lui viene a presiedere e a continuare l'attività di recupero, di valorizzazione della nostra storia, della nostra cultura, con la sua competenza e specialmente con la sua grande passione. Grazie della tua disponibilità, Giancarlo. E allora vi ho già detto, è un po' impegnativo parlare così in una mattina così di sabato di forse un aspetto un po' anche difficile, però io cerco di sforzarmi compatibilmente con le mie possibilità, ma specialmente conto sulla vostra disponibilità, sul vostro interesse. Ho presentato soltanto 2 o 3 fogli,
scritti a mano perché le fotocopie delle pubblicazioni sull'argomento erano così piccole che non le usavo bene. Dunque, vorrei soltanto ricordare 3 momenti brevissimi. Uno di Mario e due frammenti di poi Primo Levi. Mario parlava spesso di Primo Levi, ha una grande storia con Primo Levi. Mendicino, che ha fatto la sua biografia, che sta uscendo adesso con un altro libro, ha parlato e parla molto di questo rapporto molto importante tra Mario e Primo Levi. In una pagina dell'opera omnia di Mario, il nostro scrittore ricorda una lettera che ha mandato da Valgiardini il giorno dopo della morte e della perdita di Primo Levi. Una lettera straordinaria. Straordinaria, pensate che la sera in cui l'amministrazione comunale di Asiago aveva organizzato una festa per l'85esimo compleanno, ecco, lui, ricordo, come contributo, ha letto parola per parola, era un po' stanco, faceva una certa difficoltà, questo testo che è meraviglioso, per dire cosa c'è dentro di lui e del suo rapporto con Primo Levi, di tutto in queste parole. In questa lettera, dopo aver ricordato la sua amicizia e poi il suo dolore per la perdita dell'amico, ha ricordato Mario una poesia dedicata a Nuto Revelli e a Mario, scritto appunto da Primo Levi. Certamente voi la conoscete, mi permetto di ripeterla perché è troppo bella e abbiamo bisogno di rileggerla tante volte. Ho 2 fratelli con molta vita alle spalle, nati all'ombra delle montagne. Hanno imparato l'indignazione nella neve di un paese lontano e hanno scritto libri non inutili. Come me hanno tollerato la vista di Medusa che non li ha impietriti. Non si sono lasciati impietrire dalla lenta nevicata dei giorni. E più avanti serve questa lettera, dice a Primo: non piango più, perché ho nel cuore il tesoro che tu mi hai lasciato. Tu che mi aiuti a essere meno stupido e meno cattivo. Mario Rigoni Stella ringrazia Primo Levi perché lo ha aiutato e lo aiutava ad essere meno stupido e meno cattivo. Primo Levi comunicava con Mario per questa amicizia di 30 anni e tra le varie comunicazioni che ha fatto ho trovato una testimonianza non citata scritta negli anni nel 1979 dopo l'uscita del Storia di Tele. Scusate se prendo un po' di acqua perché sono sempre un po' handicappato per la voce. Grazie. Sentite, merita leggerla in un giorno di festa come questo momento tra noi. Che Mario Rigoni esista ha qualche cosa di miracoloso. In primo luogo perché ha del miracolo la sua sopravvivenza. Quest'uomo così lontano dalla violenza
è stato costretto dalla sorte a fare tutte le guerre del suo tempo ed è uscito indenne e incorrotto dai fronti francese, albanese, russo e dal lager nazista. Ma è altrettanto miracoloso che Rigoni sia quello che è, che sia riuscito a conservarsi autentico, schivo, in quest'epoca di inurbamento suicida e di confusione dei valori. Sarebbe bello riprendere queste cose per capire lui e per capirci noi e le nostre situazioni attuali anche. È raro, scrive sempre Primo Levi, è raro trovare in altri libri, e accennava alla storia di Tenle, è raro trovare in altri libri una più piena aderenza tra l'uomo che vive e l'uomo che scrive, questa autenticità straordinaria, unica. È raro trovare pagine altrettanto dense, cariche di vita e di verità. Tenle, parla del protagonista del libro, è difensore di una rustica civiltà, tra virgolette, anche qui sarebbe da ampliare. Tenle è difensore di una rustica civiltà e tiene della pietra e della radice. È un uomo che sa che è fuori dal carsismo, dalle pietre dell'altipiano e delle radici dei suoi boschi, della sua vita, dei suoi secoli di storia. E la sua radice è qui, nello splendido altopiano di Asiago, straziato da tanti conflitti. È bellissimo sempre questo riferimento tra la qualità e la verità, in Primo Levi, come con Mario di Unistelli. Questo splendido altopiano di Asiago, straziato da tanti conflitti del passato, ma anche del presente. Un altro intervento indiretto di Primo Levi a Mario, pochi mesi prima di morire, ha scritto sulla stampa il suo articolo abituale e alla fine di questo articolo fa questa considerazione che può essere scritta dal nostro Mario. E si rivolge a un lettore, ma anche a chi, oltre a un lettore, è una persona viva, è responsabile. Che tu sia o no credente, che tu sia o no un patriota, se ti è concessa una scelta, non lasciarti sedurre dall'interesse materiale o intellettuale, ma scegli entro il campo che può rendere meno dolorosa e meno doloroso e meno pericoloso l'itinerario dei tuoi coetanei e dei tuoi posteri. La rileggo, che è troppo bella e troppo profonda, va alle radici proprio di Primo Levi, ma anche di Mario. Che tu sia credente o non credente, se ti è concessa una realtà, non lasciarti, se ti è concessa una scelta, scusate, non lasciarti sedurre dall'interesse né materiale né intellettuale o morale, metteteci dentro tutto, ma scegli entro il campo che può rendere meno doloroso, e qui il valore più grande, rendere meno doloroso e meno pericoloso l'itinerario dei tuoi coetanei e dei tuoi posteri. Sentite che realismo di un sogno. Non nasconderti dietro l'ipocrisia della scienza naturale, ma lui vuol dire non nasconderti dietro l'ipocrisia della
politica neutrale, della cultura neutrale, della religione neutrale. Sei abbastanza dotto, tutti abbiamo una certa vita, una certa consapevolezza per saper valutare se dall'uomo che stai covando sguscerà una colomba o un cobra o una chimera o magari nulla. Tutti abbiamo di noi un sentore di noi che ci dice se dentro di noi viene covata una colomba, un cobra, una chimera o nulla. Quanto alla ricerca di base, parla della ricerca scientifica, ma poi in genere della ricerca culturale e umana, essa può e deve proseguire. Se abbandonassimo la ricerca continua, tradiremmo la nostra natura e la nostra nobiltà di fuscelli pensanti, e la specie umana non avrebbe più motivo di esistere. Vi ringrazio della vostra attenzione, perché ho avuto un po' di incertezza a presentarvi questi aspetti profondi di Primo Levi e di Mario Lunistel, ma vi invito proprio, come vi dicevo prima, a approfittare di queste occasioni per andare al di là delle espressioni anche belle, commoventi, di amicizia. Io ho 50 anni di esperienza qui ad Asiago e di amicizia con Mario Lunistel a tutti i livelli, mi scoppia dentro un sacco di cose. Però le varie esperienze, i vari ricordi prendono luce e forza dalla loro parola, dalla loro esperienza umana. Veramente non abbiamo mai detto abbastanza grazie a questi personaggi che ci aiutano a essere un po' meno stupidi e meno cattivi. Vi ringrazio. Grazie Sergio. Vuoi la canzone? Ma magari dopo, intanto cominciamo a dare la parola, sei pronto, poi si può preparare Pierangelo, che visto che siamo nella terra di Cimbri e qui il presidente Bonato e Voltoli insomma hanno seguito, e poi qui Asiago si chiama Sleghi e lei insomma non stiamo qui a parlare di Cimbri. E abbiamo anche la presenza del professor Agostini che diciamo ci presenterà un po' il progetto Montagne Venete, che come dirò magari 2 parole dopo, è finanziato dal Ministero della Cultura attraverso la Regione Veneto, quindi darei la parola a lui cercando tutti di stringere perché siamo un po' coi tempi, poi arriverà anche il Presidente della Regione. Grazie. Siete spostati ogni volta. Buongiorno, sono lieto di essere in questa sede oggi a rappresentare la Fondazione di Storia unitamente ad altri colleghi e amici. Oggi è un giorno di festa, ecco, io intenderei questo incontro proprio in questa prospettiva, un giorno di festa. La Fondazione di Storia, che appunto ha sede a Vicenza, è impegnata nello studio della società veneta in età moderna e contemporanea sul medio e lungo periodo, soprattutto sotto il profilo politico, economico, sociale e anche religioso. A tale scopo basti citare a titolo esemplificativo le ricerche che sono state condotte sull'emigrazione, sulla demografia, l'economia, i rapporti tra potere politico e istituzioni. Recentemente però l'attenzione si è indirizzata su 2 grandi temi: le acque potabili, le acque buone, le acque cattive, il governo delle acque, il loro uso nelle comunità locali. A tale proposito abbiamo già pubblicato 2 volumi, il primo sulle acque nel Vicentino dal Medioevo a oggi e il secondo, fresco di stampa, pochi giorni fa, Polesine e acque in età moderna e contemporanea, dove la Fondazione di Storia è stata pienamente partecipe.
Ecco, il secondo capitolo riguarda le montagne. Noi sappiamo che le montagne coprono circa il 30% del territorio regionale, quindi anche da questo punto di vista sono rilevanti. Ma è su questo secondo capitolo che desidero aggiungere qualche breve considerazione. Certo, non siamo agli albori degli studi per quanto concerne le alte vette, le valli, le vallecole, i boschi, i prati, la flora e la fauna. Ricerche eccellenti sono già state condotte nell'ultimo secolo, ma soprattutto negli ultimi decenni. Ricerche che sono meritevoli di essere lette, apprezzate, considerate ampiamente. E tuttavia, ecco l'aspetto che ci interessa, e tuttavia le dinamiche economiche e socio-territoriali che da tempo stanno investendo le aree montane del Veneto e del nostro altopiano, si capisce, richiedono nuove indagini analitiche di lungo periodo, di carattere storico-istituzionale, di carattere interdisciplinare. Sì, insisterei su questo aspetto interdisciplinare, cioè l'uso di un approccio che comprenda competenze di più settori scientifici e di più discipline di studio. Si tratta quindi di un processo di integrazione di pratiche, di capacità ed esperienze che è indispensabile, questo approccio, per affrontare in modo puntuale ed efficace le nuove problematiche, vecchie e nuove problematiche delle montagne. Negli ultimi tempi è l'evento Vaia dell'ottobre-novembre 18, come sappiamo schianta milioni di abeti rossi, distrugge sentieri, case, malghe, riversa acque sovrabbondanti nei torrenti, come, bellissimo, come al tempo di Noè è stato scritto. Ecco, è questo tema a porre in termini urgenti e drammatici la questione delle montagne venete. Da qui siamo in realtà partiti. Anche la successiva epidemia covidica, speriamo si stia esaurendo, ha generato dal febbraio 2020 inquietudine e desolazione in centinaia e centinaia di famiglie della Lessinia, dell'Altopiano, dei 7 comuni, del Grappa, del Feltrino e Bellunese, come del resto nell'intero paese. Sia nel primo che nel secondo capitolo, insomma, che stiamo affrontando, secondo evento, ancorché l'uomo non sia del tutto innocente, è la mano della natura a segnare i tempi del dolore, è la mano della natura a perimetrare anche i luoghi del dolore. Di fatto sono la catastrofe Vaia e il contagio del coronavirus, tanto imprevisti quanto violenti, a porre in termini nuovi la storia analitica, direi, del territorio montano. Molteplici ambiti e settori disciplinari sono coinvolti, si può ben capire. Quello demografico, ad esempio, legato allo spopolamento e alla marginalizzazione, quello ambientale, connesso alla tutela idrogeologica, quello socioculturale, con il problema della tutela e valorizzazione della fisionomia identitaria. Siamo in altopiano, quindi parliamo dell'altopiano. E poi ancora il problema del consumo del suolo, che non si può trascurare nelle zone prescelte per insediamenti artigianali, urbanistici, turistici. E poi la collocazione stessa delle nuove strade e dei poli sanitari, non solo qui in altopiano, ma in tutte le aree montane. Il governo delle acque, si diceva già prima, in un territorio dalla forma molto variegata e problematica. Ma se vogliamo un po' retrocedere nel tempo, è ineludibile in questa nostra prospettiva un richiamo approfondito anche alle malattie endemiche che hanno colpito le montagne, alla miseria estesa, alle migrazioni di massa. Tutti i nostri cognomi sono presenti, ad esempio, in Brasile, Rio Grande do Sul, sono sicuro, ai regimi politici e alle forme del governo, al processo che viene definito di modernizzazione della società locale.
E allora, come si può ben percepire, le montagne venete, ma la stessa considerazione può essere estesa anche per le aree tirolesi, trentine, lombarde e slovene, ecco, le montagne offrono elementi infiniti di riflessione intorno a parole specifiche, a parole chiave, come appunto popolazione, ambiente, territorio, produzione, consumo, cultura, politica e società. Per la verità si tratta di problemi, sono complessi, sono articolati, a volte sono anche spinosi, che vengono da lontano e che necessitano quindi di una ricognizione storica. Appare ineludibile l'obiettivo di identificare e di evidenziare gli elementi di continuità e di discontinuità nel processo storico, cioè discontinuità con gli assetti istituzionali, con le politiche pubbliche per il territorio montano. Dobbiamo cioè in questa nostra ricerca che abbiamo avviato, ma che avrà uno sviluppo anche negli anni prossimi, cogliere le cesure storiche e i mutamenti istituzionali che si sono verificati, cioè promuovere la riflessione attorno ai nodi tematici e problematici riguardanti questo territorio, il rapporto anche con le istituzioni statali, regionali, locali e i territori differenziati. E ancora, non può essere omesso dalle nostre considerazioni e dalle nostre riflessioni un richiamo all'evoluzione della legislazione di rango regionale, che dal 70 a oggi, abbiamo ricordato proprio in fondazione poche settimane fa i 50 anni della regione nostra, statuto ordinario, ecco, dal 70 a oggi, con particolare riguardo ai comparti dell'agricoltura, ambiente, artigianato, assetto idrogeologico, industria, patrimonio forestale, servizi sociali, settore terziario, trasporti e turismo. Il progetto di ricerca che qui si abbozza, articolato in filoni tematici e cronologici, intende riconsiderare la storia di oltre 2 secoli, dall'età veneziana, età napoleonica e poi via amministrazione asburgica, Regno d'Italia e il Novecento, sino ai nostri giorni, arricchendola però di nuove acquisizioni archivistiche. Gli archivi ci sono pronti ad accogliere i ricercatori, gli studiosi e quindi anche di adeguati strumenti di comunicazione al fine di divulgare nuovi saperi e ponendoci su un piano diverso, ma ugualmente importante, di elaborazione di materiale didattico per docenti e studenti delle scuole superiori. Questo impegno operativo è stato apprezzato anche dalla Direzione Cultura della Regione del Veneto, che recentemente ha incoraggiato la nostra fondazione a percorrere itinerari di ricerca e di studio sulle montagne, per offrire alle comunità locali occasioni di confronto sulla loro storia secolare, anche con atti di convegno, oggi ad esempio, con monografie. È in fase oramai di completamento un volume dal titolo Lessico delle montagne venete, tante tessere di approfondimento che aiuteranno a capire la realtà montana. E poi anche, riteniamo, con agili, chiamiamoli così, libricini su argomenti tematicamente circoscritti, ma significativi per narrare le vicende di valli e boschi, di magari, di boscaioli, di pastori, e poi di miti e leggende che escono dalle foreste profonde e silenziose e anche da animali antropizzati e parlanti. In sostanza, queste sono le principali direzioni di ricerca che la Fondazione si è data, e per comprendere il senso preciso di questo programma, che ormai è operativo ma sarà arricchito nei prossimi mesi, riporto in forma sintetica, in forma illustrativa, alcuni titoli di seminari che si svolgeranno nell'autunno prossimo qui ad Asiago e a Vicenza. Anzi, ricordo che già nei mesi precedenti ci siamo impegnati, e cito soltanto un convegno con i sindaci di quelle aree sconvolte da Vaia. Vedo il sindaco appunto, il sindaco di Enego,
con una dozzina di sindaci da Livinalongo, San Tommaso Agordino, Taibon, Auronzo, sino ai sindaci dell'Altopiano. Ecco, questo convegno ha suscitato grande interesse e ha, come dire, posto sul tavolo problemi che vanno ripresi in altre iniziative. E poi più recentemente un convegno sponsorizzato dalla Banca di Credito Cooperativo di Verona e Vicenza sull'economia in altopiano di fronte alle nuove sfide per il benessere. In forma sintetica, e chiudo, noi ci impegniamo in autunno, in settembre e ottobre su questi temi che riteniamo siano importanti. La protezione civile provinciale e regionale, travaglia, nuove emergenze e rinascita territoriale. La protezione civile, lo sappiamo, è stata fondamentale nella fase dell'emergenza, ma c'è un post-emergenza da gestire, c'è da ricostruire, quindi bisogna un po' riflettere su questa realtà. Un altro tema importante è quello delle istituzioni scolastiche nelle terre alte del Veneto, tra vaia e crisi pandemica. E ancora, l'orientamento e le prospettive. Qui si pone la questione dei nuovi lavori, delle nuove professionalità, e la questione dell'orientamento e della formazione dei giovani. Non si può procedere con quel passo e secondo quella linea che è stata dettata negli anni scorsi, dopo quanto è successo, dopo Vaia e dopo il coronavirus. E ancora un tema che abbiamo già previsto, sarà nel mese di ottobre, proposte per un turismo ecosostenibile nelle montagne del Veneto. E ancora il problema della sanità, salute e sanità e del benessere in altopiano di Asiago. E per concludere, nell'estate del 2022 proponiamo una summer school, molto probabilmente a Pieve di Cadore, le Alpi del futuro tra governo e territorio, comunità e identità. Ecco, sono temi importanti. Allora, proprio per chiudere questi argomenti così coordinati, ma devo ringraziare la Fondazione, devo ringraziare il vicepresidente Luigi Menegatti, il professor Marcello Verga e anche gli altri colleghi del comitato scientifico. Ecco, questi argomenti così coordinati allontanano i nostri lavori da insidie localistiche. Noi non vogliamo fare del localismo. Infatti non incontriamo soltanto le montagne dell'altopiano, ma vogliamo sia l'arco alpino nei due versanti, settentrionale e meridionale, a essere oggetto della nostra attenzione. Vogliamo allontanarci da una rilettura noiosa e da narrazioni che sono già conosciute, per dirigere lo sguardo sempre in una prospettiva storico-istituzionale e interdisciplinare verso quei temi che abbiamo accennato, verso l'ambiente biofisico, verso il clima, il tempo, le risorse naturali, verso le scuole, ho detto, verso il turismo, quel turismo leggero, come si dice oggi, solidale, sociale, rurale. Ecco, si tratta dunque di una realtà complessa, ma che suscita la nostra attenzione. Non vogliamo fare discorsi accademici nei nostri seminari, ma desideriamo che il nostro impegno sia civile, sia morale e civile. C'è questa necessità. Vogliamo riversare al di fuori delle aule universitarie e al di fuori dell'aula, delle aule anche della fondazione, questi nostri progetti che hanno un valore generativo di altre ricerche e di altri studi. È una specie di, le nostre intenzioni, di una disseminazione dei saperi. Ora, non c'è fine, evidentemente, in questo itinerario che ha bisogno di un impegno lungimirante di molte persone. E chiudo proprio nel dire che l'incontro di oggi intende essere soprattutto un abbraccio affettuoso, sincero, corale a Mario Rigoni Stern da parte di persone della sua terra, da parte di chi l'ha conosciuto e apprezzato, da parte di chi ha letto le 1000 pagine dei suoi libri. E quindi in Mario Rigoni ogni bosco, dato che è uno dei temi presenti, ogni bosco rivela storie di connessione tra alberi ed alberi, tra alberi e animali,
tra alberi, acqua, aria e fuoco, tra alberi e uomini, ma anche tra uomini e uomini. Permettetemi un cenno personale. Io sono molto lieto che in questa sede ci siano anche studenti, alcuni studenti dei miei corsi. Hanno già superato l'esame, hanno già avuto una votazione, ma sono qui perché esprimono un sentimento profondo di gratitudine nei confronti di Mario Rigoni Sterra e hanno una sensibilità che ho apprezzato durante le lezioni, e quindi mi fa molto piacere che possano, come dire, cogliere questa atmosfera e accogliere anche notizie, informazioni, sensibilità che emergono da questa aula. Grazie. Grazie professor Agostini. Non so se è pronto Pierangelo che ci voleva offrire in memoria di Mario anche un canto cimbro. Prego Pierangelo. Buongiorno a tutti. Una canzone per Mario si intitola. È una poesia scritta da Sergio Donato che io ho musicato e adesso eseguo. Il tuo ricordo viene da lontano, viene dal cuore del tuo altopiano di guerra e di fatica, altopiano terra per tanti amica. Con le nevi di novembre tu sei nato, dalle nevi della Russia sei tornato, ti sei salvato da quella guerra atroce per dare ai morti amici la tua voce. Hai amato i tuoi monti e la tua gente, hai portato tante storie nella mente. Caro Mario, continua a raccontare, tutto passa ma tu lo fai durare. Mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Un poeta genovese così cantava, pace e libertà in cuore sognava. Hai sognato anche tu un mondo più bello, per trovare in ogni uomo un fratello. Hai amato i tuoi monti e la tua gente, hai portato tante storie nella mente. Caro Mario, continua a raccontare, tutto passa ma tu lo fai durare. Tu fai durare il canto della vita, con la sua gioia e la sua pena infinita. Ci hai lasciati una dolce primavera, finendo con speranza la tua sera.
grazie anche della poesia del nostro professor Bonato. Grazie. Ora do la parola al professor Matteo Ciaccotti per la sua relazione. Prego, se vuole accomodarsi. Grazie. Prego, ce la fai qui. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, ringrazio la Fondazione davvero per avermi invitato qui, è un piacere, è un onore essere qui nel nome di Rigoni Stern. E a proposito di onore vorrei ricordare un episodio, la mia non è altro che una testimonianza di affetto. Ho qui qualche foglio, ma vi assicuro che è scritto largo, quindi ci metterò poco. Vi ricordate nel 2007 quando la televisione La 7 decise di mandare in diretta lo spettacolo Il Sergente di e con Marco Paolini? Ecco, fu un evento memorabile. Ecco, quello spettacolo andava in onda da un luogo molto particolare, la Cava Arcari di Zovencedo, sui Colli Euganei, sui Colli Iberici. 2007, ottobre, una bruttissima serata di pioggia, di nebbia. L'evento lì era aperto sul set a 500 spettatori. Tra questi, spettatore primo, naturalmente, Mario Rigoni Stern, dal cui libro era tratto lo spettacolo. Era presente anche Nelson Cenci, tenente ferito a Nikolaevka. Ora, qualche minuto prima dell'inizio della diretta, Paolini venne tra il pubblico e fece qualche chiacchiera con Rigoni Stern. Tutti ricordano le parole che Rigoni Stern disse quando gli passarono il microfono, e mi suonano ancora nell'orecchio adesso. Disse: è l'ultima volta che vengo giù in pianura. Ottobre 2007, quindi a pochi mesi dalla morte che avvenne, come ricordate, nel giugno dell'anno dopo. Oltre al contenuto del messaggio, io vorrei ricordare anche la forma, perché è significativa dello stile dell'uomo. Cioè, Rigoni Stern disse queste parole che tutti capirono immediatamente, le disse in modo molto asciutto, diretto, ma cordiale, cioè affabilmente. Persino la notizia della sua morte, in sostanza, lui la diede in modo comunitario, perché Rigoni Stern è soprattutto un uomo di comunità. Sapete anche che aveva deciso che la notizia della sua morte venisse resa nota solo una volta che le esequie erano state fatte. E questo destò qualche stupore. Però è importante che ricordiamo questa riservatezza, no? Ad alcuni parve eccessiva, però dobbiamo ricordare che la notizia della sua morte Rigoni Stern l'aveva già data, e precisamente in un evento comunitario, e l'aveva data, ripeto ancora, a viso aperto, con cordialità, con quello stile che è il suo. Rigoni Stern diventa scrittore con un trauma, dopo un trauma, come tanti altri della sua generazione, come Primo Levi, come Fenoglio, come Meneghello, come Calvino. Allora, il trauma, noi lo sappiamo, no? Per sua natura non se ne può parlare, è indicibile. C'è una bellissima pagina, è l'inizio del racconto Ritorno sul Don, in cui Rigoni Stern dice sostanzialmente che ogni volta che comincia a nevicare lui si sente male, viene invaso da una pesante malinconia. E dice ancora, ad un certo punto in questa pagina: avevo visto cose che non si possono dire alle madri. Allo stesso modo, Primo Levi, in una pagina disse: questo è un uomo, quando si trova in condizioni di maggiore agio, diciamo così, nel laboratorio di chimica in cui viene assegnato nel lager di Buna Monowitz, ad un certo punto dice, nella tregua delle sofferenze, dice: prendo la matita, il quaderno e scrivo quello che non saprei dire a nessuno. Rifacciamo di nuovo il confronto. Rigoni Stern, cose che non si possono dire. Primo Levi, quello che non saprei dire a nessuno.
Quindi all'origine della vicenda degli autori di questi due scrittori c'è qualche cosa di cui non si può parlare. Però di quello di cui non si può parlare si può scrivere. Anzi, è necessario, è obbligatorio scrivere. Un grande linguista, semiologo, teorico della letteratura, Roland Barthes, ad un certo momento ha definito la scrittura in questi termini. La scrittura inizia laddove la parola diventa impossibile. È stato proprio così per Rigoni Stern. Quando c'era qualcosa di cui non era possibile parlare, lì era il momento in cui doveva iniziare la scrittura. Quindi la scrittura di Rigoni Stern nasce dal trauma. Il trauma stesso chiede narrazione. Noi sappiamo, gli storici lo sanno, qui ce ne sono tanti, Insigni lo sanno meglio di me, che sono gli eventi separatori, le grandi calamità, le tragedie, che mettono la penna nella mano del popolo, di chi solitamente non scrive. Ecco, Rigoni Stern viene da una comunità, nasce nel 21 in una comunità che ha alle sue spalle già due grandi eventi separatori, come ricorda Isnenghi, due grandi eventi separatori che coincidono in uno, perché l'offensiva degli Altipiani del 1916, cioè la guerra, che determina il profugato, due traumi in uno, guerra e migrazione. E quando Rigoni Stern comincia a scrivere, la sua comunità comincia a parlare pubblicamente di quei due grandi traumi. E dunque il trauma chiede, abbiamo detto, scrittura, ma il trauma chiede anche comunità. Ci è stato ricordato prima, in modo significativo, suggestivo, perché Primo Levi cerca Rigoni Stern? È così che inizia l'amicizia. Perché un uomo complesso, sensibile, difficile come Primo Levi cerca Rigoni Stern? Beh, perché Levi vedeva che l'unico modo di guarire dal trauma era fare come aveva potuto fare Rigoni Stern, cioè essere integrato in un ambiente e in una comunità. E voleva, come Primo Levi, assumere per proprietà transitiva il dono di Rigoni Stern, cioè il dono di essere in una comunità e in un ambiente che aveva guarito il suo trauma, perché Primo Levi sapeva che la scrittura da sola non guarisce, non salva le vite. E a questo punto dobbiamo porci una delle domande più difficili, cioè qual è il rapporto, qual è il senso del rapporto tra Rigoni Stern e la sua comunità. È una domanda molto complessa, bisogna stare attenti a non semplificare. Come risposte referenziali immediate che mi vengono in mente, la prima, la comunità è fatta di un ambiente, non direi tanto natura, piuttosto ambiente, perché è antropizzato, anche se è montagna. È la bella derpe, famiglia ed animali di cui parla Fosco. L'altro aspetto della comunità è fatto dagli uomini. In termini sincronici, cioè di attualità, sono tutti gli uomini che sono presenti in un dato momento, in un posto, ma il senso di comunità di Rigoni lavora, come sappiamo bene, anche in termini diacronici, cioè attraverso il rapporto delle generazioni. Rigoni Stern usa spesso con convinzione questa formula, i nostri antenati, i miei antenati. Ma allora bisogna anche dire che Rigoni Stern è lo scrittore di Asiago non perché è nato qui, ma perché è rinato qui, dopo il trauma della guerra, con la scrittura. È un legame culturale, non biologico. Cioè Rigoni Stern ha voluto questa identità, l'ha conosciuta, l'ha riscoperta, l'ha voluta, l'ha scritta. E dunque c'è una costruzione di un profilo identitario, che è anche un profilo d'autore. Il primo profilo identitario è l'identità del reduce, il secondo è l'identità dell'uomo di montagna. Ma non è una scelta scontata. Perché Primo Levi dice che in Rigoni Stern l'uomo che vive, cioè l'autore reale, quello che paga le bollette, diciamo, è uguale all'uomo che scrive? Tante volte, magari anche alcuni di noi, siamo stati traditi, delusi dall'incontro con uno scrittore, con una scrittrice che amavamo, di cui amavamo i libri. Siamo stati delusi quando abbiamo scoperto che la persona era diversa dai libri. Per Rigoni Stern non è così, tutti i testimoni lo dicono. Ma come avviene questo? Questo è un percorso, è Rigoni Stern che vuole, si impone di diventare l'uomo che deve essere all'altezza dei suoi libri, all'altezza della sua scrittura, all'altezza degli ideali della sua scrittura. Non nasce così, lo diventa, è un percorso culturale. E di queste cose ha parlato in termini molto convincenti Giovanni Kesic.
Andrebbe aggiunto forse che, è stato evocato anche prima, che nella costruzione del profilo autoriale di Rigoni Stern agisce anche il modello di Lussu, la memoria di Lussu, ma soprattutto il rapporto che Lussu aveva con la sua gente, con i suoi sardi, che combatterono qui a Montezemio, e come in questo modello di rapporto tra Lussu e i suoi soldati agiva un ricordo della Sardegna ancestrale, una Sardegna anche aristocratica per certi tempi. Quindi è attraverso questi poli che Rigoni Stern diventa uno scrittore popolare senza essere di massa, è l'ultimo del suo genere. E essendo uno scrittore popolare, qui ho concluso, c'è anche una terza comunità da tenere in considerazione, oltre alla comunità dell'ambiente, alla comunità degli uomini del suo luogo, c'è la comunità dei suoi lettori, gente comune, anzitutto, che si apposta sotto casa, non per assediarlo, perché vuole vedere. Gente comune, e poi intellettuali, storici, cineasti, che gli si avvicinano, che lo vogliono fisicamente vedere, vogliono parlare con lui. Rigoni attrae. Da ultimo, i critici letterari, perché questo anche va detto, è da poco che la critica letteraria migliore si occupa di Rigoni Stern. Non so se prima non lo leggessero, se lo leggevano non ne scrivevano. E questo è un grande valore acquisito dei nostri anni. Ho un modello in mente, quando penso ai molti aficionados, qui è stato bello sentire l'affetto, la passione per quest'uomo. Ho un modello in mente quando penso agli aficionados di Rigoni Stern. Ho un modello in mente che è Paolo Rumiz, che secondo me è uno degli eredi più grandi e più veri del grande insegnamento morale e civile di Rigoni Stern. Grazie davvero. Grazie molto professore per questo profilo di Mario. Chiamerei qui l'amico Daniele Zovi, mentre arriva mi ricollego a quanto diceva il professore. Io un giorno di tanti anni fa mi trovavo a Milano presso l'aula magna dell'Università Bocconi, dove Mario era stato invitato a fare una prolusione assieme tra l'altro al grande nostro regista Olmi. Dopo la produzione di Mario Rigoni Stern veniva giù praticamente tutto un applauso dei professori, un applauso degli studenti, e io, uomo di montagna che lavoravo lì a Milano, mi sono sentito anche, come dire, più grande di quello che in realtà ero, ma non è questo che volevo dire. Alla sera Mario, che era con Anna, si è portato nella zona di Brera, vicino alla chiesa di San Marco, in un'osteria. In piemontese li chiamano Piove, e lì dentro ci siamo trovati con alcuni miei colleghi di Milano. Parlava appunto qui il professore di Paolini, c'era Gerardo Colombo, che è uno dei giudici di Mani Pulite, ricorderete, c'era l'attrice Ottavia Piccolo e appunto anche Paolini. E insieme si è aggiunto Cenci, tenente Cenci, che è quello del libro Il sergente nella neve. Veramente una serata indimenticabile. Ci siamo scolati 3 o 4 birre, per dire la verità, e dopo ci siamo messi a cantare i canti della montagna, e la gente di Milano lì che applaudiva. Penso che ci hanno offerto anche qualche giro di birra. È stata una serata indimenticabile con la grande umanità di Mario. Prego Daniele. Quando c'è Gigi Negati bisogna cantare. Grazie dell'invito, buongiorno a tutte e a tutti. Da inverni lontani. Ricordo che Mario è nato nel 21. Come aspettai quell'inverno del 1929, che poi fu freddo come pochi altri, raggiunsi i -27 per parecchi giorni. Tanto che raggelò l'acqua nelle tubature di tutto il paese, e per fare la polenta bisognava sciogliere la neve. Sciavo davanti a casa dove, con i fratelli e gli amici che abitavano nelle vicinanze, usando i badili, avevamo costruito una pista a lato della strada. A legarmi gli sci sugli scarponi fu lo zio Mosè, che poi mi diede una spinta gridando: "Pista!".
stai in avanti. Arrivai in fondo senza cadere, tra l'ammirazione delle bambine che invece scendevano con gli slittini. Tutto era bianco, tanta l'allegria, anche se il freddo arrossava le gambe e le guance. Fu allora, in quell'inverno, che, abbandonata la strada, ci spingemmo a sciare sulla collina delle Leiten. Ma lì era molto più impegnativo e lunga la discesa. Per via delle cadute, quando ritornavamo a casa verso il tramonto, si era tutti bianchi per la neve, che si era agghiacciata sui nostri vestiti. A casa trovavo sempre il focolare acceso. Fu forse questa mia confidenza con la neve e con il freddo che mi permise di superare inverni ben più duri. E questa mia familiarità con il bosco e con gli animali che mi aiutò a sopravvivere in certi momenti, sì, questo, ma anche tanta fortuna. Mi è stato dato dalla Fondazione di Storia il titolo da trattare, no? Le nevi dell'altopiano, quindi queste sono le prime per Mari, naturalmente ce ne sono molte altre e ne leggerò ancora una da Una visita all'alba. Da 2 giorni nevica e quando il mulino del cielo smetterà di macinare andrò a fare un giro per il bosco, non proprio la mattina che smetterà. Dopo una nevicata si deve lasciare un po' di tempo agli animali selvatici. Sulla neve sarà allora più facile e semplice leggere le loro tracce. Non è come per lo scricciolo e il pettirosso che hanno preso dimora sulle 2 catasti di legna a mezzogiorno riparate dal tetto. Solamente quando la neve è troppa metto un po' di cibo anche per loro. 24 ore dopo la nevicata, ripassando nella memoria le lezioni di un vecchio cacciatore che mi fu maestro nelle cose della natura, leggerò sulla neve fresca quante lepri gironzolano qui attorno, maschi e femmine, quante volpi passano per la loro abituale pista. I gatti inselvatichiti sono 2 o 3. E i cani randagi? C'è ancora quel bastardo con 3 gambe? Mi incuriosiscono i caprioli, si erano allontanati per il rumore delle motoseghe che abbattevano gli alberi maturi. Forse anche i cervi si saranno avvicinati dopo questa nevicata. Ecco, queste 2 letture, naturalmente prese un po' a caso, se vogliamo, perché la neve è presente moltissimo negli scritti di Mario, però da queste 2 letture si capisce come il suo rapporto con la neve sia molto confidenziale e addirittura provvidenziale, come lo vede lui, cioè il fatto di avere praticato campi innevati fin da piccolo gli ha probabilmente salvato la vita. Salvato la vita in tutte quelle vicende che conosciamo legate alla guerra. Ecco, su queste, lui vede la neve, appunto la racconta in vari modi, legandola ad episodi anche tragici oppure allegri, come questa dei divertimenti da bambini. Ecco, lui racconta la neve sempre in termini di fratellanza. Mi viene da dire in termini francescani, cioè fratello sole, sorella luna, aggiungerei sorella neve. E questo sentimento è presente in Mario e in tutti moltissimi suoi scritti, ma è presente anche in tutti noi, gente di montagna. Cioè la neve viene vista, pur che qualche volta è ingombrante, fa fare fatica, impedisce i movimenti, però non viene mai descritta con stizza, con fastidio, in nessuna parte degli scritti di Mario. Ecco, c'è questo legame profondo e familiare. C'è poi racconterò un paio di episodi del mio legame con Mario e con la neve.
e sono questi. Allora, nel 1985, molti si ricorderanno, la grande nevicata che ha riguardato non solo l'arco alpino, ma anche Roma, per dire Cagliari, una roba veramente epocale. E naturalmente anche le nostre città di pianura, Vicenza, Schio, qui sotto. E la grande nevicata che bloccò ogni nostro movimento, ma qua ad Asiago fu molto più evidente la cosa, perché per 3 giorni rimanemmo isolati dal resto del mondo. 3 giorni fantastici, devo dire, appunto vissuti non con la stizza, nemmeno con preoccupazione, ma con molta allegria. Ecco, circolava molta allegria per il paese. Allora, io lavoravo qui, facevo il forestale ad Asiago e eravamo uniti, dotati di una Panda 4x4 che probabilmente era la prima che usciva. Una macchina leggera, però appena una strada veniva aperta era la macchina ideale per viaggiare. Ma soprattutto avevamo la motoslitta, che era una cosa veramente un oggetto strafigo, si direbbe oggi, no? Era una delle prime. Allora, con la motoslitta si andava nelle contrade più lontane per vedere se c'era qualche problema. In realtà i montanari se la cavano sempre. Ho spiegato ai vari prefetti che si sono succeduti a Vicenza che in occasione delle grandi nevicate mi chiamavano. Guardi, dico che la gente di montagna, specie nelle contrade, è in grado di sopravvivere molto a lungo anche quando c'è tantissima neve che li tiene isolati. E questo è successo anche quella volta. Ma tra i vari giri con il comandante della stazione di Asiago andai su dal Mario e quando mi vide disse: siete le prime persone che vedo in 3 giorni, lui e l'Anna. Allora l'Anna però subito ha approfittato della nostra presenza, cioè dice: guarda che c'è la betulla che è talmente piegata che tocca a terra. Allora, siccome raggiungerla era un po' difficile perché c'erano 2 metri di neve, insomma, prendemmo una tavola, presi io una tavola, mi stesi sopra la tavola, mi feci passare una scoppa, diedi un paio di colpi alla betulla che si rimise in piedi. Ecco, questo fu il salvataggio. Per salutare il quale Mario prese una bottiglia di Amarone, la aperse e bevemmo un calice di Amarone, anche se erano le 10 di mattina, confesso. Devo sottolineare che non è mia abitudine bere a quell'ora, ecco. Ma nel bere questo calice, questo bicchiere di Amarone, ci siamo messi in terrazza e abbiamo guardato verso il paese. E siamo rimasti in silenzio. Cioè era una visione assolutamente rara e dove il silenzio era la vera colonna sonora che illuminava tutta la scena che avevamo davanti. Il secondo ricordo è legato a Mario, che era già molto vecchio. Allora ero passato alla sera d'inverno per invitarlo a uscire con gli sci da fuoco. Avevo guardato le previsioni, erano buone, le piste erano battute bene e lui era incerto, anzi subito mi aveva risposto di no. Poi Anna ha detto: ma scusa Daniele, vieni a prenderti, ti accompagna, promettimi che vai piano, ma sì, figurati, vai. Allora la mattina dopo andammo a Campolongo. L'idea era di arrivare fino a Magamandriele, sono 6,5 km, però sostanzialmente pianeggianti, le piste erano battute così. E solo che dopo essere arrivati a Mandriele, lui ha detto: beh, a questo punto andiamo giù a Poselaro e poi a quel punto andiamo a Trugole per sotto e poi bisognava risalire. La discesa da Poselaro, andare giù in valle, prevede il passaggio per un tornante che normalmente è ghiacciato, cioè un brutto posto.
Allora io andavo piano, uscì da fondo a fare lo spazzaneve, andavo avanti, lui venne dietro e scivolò a terra. Fu rapidissimo nel rialzarsi in piedi e nel spazzolarsi via la neve perché non voleva far vedere che era caduto. È stata una cosa proprio tenerissima. E abbiamo fatto la nostra sciata, probabilmente fu l'ultima, una delle ultime sue. E quando tornammo a casa, disse a Anna: guarda che io non vengo più a prendere tuo marito. No, cosa è successo? Dico, ogni 50-100 metri c'era qualche sciatore, perché era un giorno di lavoro, che lo fermava per stringergli la mano. Ma lui non si limitava a salutare questa persona, ma si fermava a parlare, e quando lui parlava con le persone aveva questo suo stile, cioè era lui che faceva le domande: ma da dove vieni? Ma che mestiere fai? Ma c'è ancora quel panettiere in quel paese? Perché una volta faceva, e cominciava a raccontare, cominciava la sua narrazione, perché è vero quello che è stato detto. C'è una straordinaria coincidenza tra lo scrittore e l'uomo, tra le cose scritte e lui com'era. Lui era esattamente così. Io non sono del tutto convinto, non sono del tutto d'accordo con chi mi ha preceduto, che abbia lui costruito questa sua personalità. Io credo che fosse una sua qualità intima, interna, questo suo essere semplice che ha trasformato il lavoro di scrittura, che sappiamo che è un lavoro complicato, in una scrittura semplice, comprensibile a tutti. Ecco, lì c'è stato il lavoro, ma è stato possibile perché dentro di lui aveva questa carica assoluta di grande forza etica, di essere sempre se stesso e di anche essere sempre coerente. In questo senso è stato, oltre che un maestro di scrittura, un grande maestro di vita. Ecco. Quindi, ecco, queste pagine, per esempio, sulla neve, sulle tracce, ecco, la neve viene raccontata come una lavagna dove la natura racconta le sue storie e lui ci insegna a leggerle queste storie. Dice, sono lì. È possibile riconoscere le tracce e distinguere la femmina della lepre dal maschio e capire quale animale, quale altro selvatico lo sta inseguendo e cosa è successo al cervo e avanti. E questa sua modo di leggere la natura è, io credo, il messaggio più importante attualmente. Cioè, Mario ci sta dicendo: ci siamo distratti troppo dai computer, la televisione, il mondo che c'è. Dobbiamo tornare ad osservare la natura con più attenzione per capirla meglio. Questo sicuramente ci aiuterà a vivere e anche a migliorare il mondo che ci circonda. Grazie per la vostra risposta. Saremo qui anche 2 o 3 ore a sentire Daniele Tori, perché ha portato delle testimonianze straordinarie, ma lui ha parlato della neve e allora volevo aggiungere, tanto che Filippo si prepara e ci accompagnerà per i sentieri di Mario, alcune cose riguardo alla neve. Molti anni fa era tornato dall'Australia un reduce della Russia che si chiamava Aldo Geller Kupp, che dopo la guerra, naturalmente come tanti dell'altopiano, era andato, era anche il fratello di Mario, era in Australia, e quando è tornato dopo tanti anni mi ha chiesto: pensi di potermi portare da Mario Rigoni Stern? Guarda, lui diceva: tutti l'ho portato, e non mi racconto, sarebbe una cosa interessantissima, la commozione. Erano insieme proprio sulle rive del Donne, si sono raccontati i fatti che sono successi. Poi questo Aldo con suo cugino
erano stati presi prigionieri dai russi, erano in Unispa, durante una grande nevicata, una tormenta, sono scappati, sono usciti e si sono uniti poi alla colonna tirandosi vicendevolmente sulla slitta, e quindi è stata una giornata indimenticabile, come altre giornate indimenticabili quando Giancarlo Botteri se lo ricorderà perché ha partecipato, è tornato dopo 40 anni di URSS, di Russia, uno che si era fermato là, che si è sposato, che si chiamava Mario Menegatti Petrovic, figlio di Pietro, e si è sposato con una di là, e quindi Mario voleva sapere di quelli che si sono fermati. Sapete che molti non sono tornati, erano morti, ma altri si erano... E questo Mario si era fermato per 40 anni. Quando è tornato in Italia, sono andato io a scovarlo con Enrico Vescovi, no? Con un racconto pazzesco, e ha voluto sapere, abbiamo fatto delle serate insieme, l'omaggio ai partigiani, 2 partigiani russi che sono stati uccisi assieme ai nostri altri 5 italiani, i 7 di San Francesco, quindi diciamo abbiamo anche dei ricordi veramente straordinari di Mario. Ho voluto raccontare questi perché erano collegati alla neve. Passerei la parola a Filippo. Grazie e buongiorno a tutti. Quando mi è stato chiesto di parlare dei sentieri di Mario Rigoni Stern, dopo averci pensato un attimo ho detto sì, perché no, alla fine durante le mie escursioni ne parlo spesso. Poi riflettendoci un attimo invece ho detto, adesso sorge il problema, quali sono i sentieri di Mario Rigoni Stern? Potrei parlarvi per esempio della sua amata Piana di Marcesina, come abbiamo anche sentito prima, di come sarebbe triste il mondo se non ci fossero più notti stellate, se non ci fosse più la piana illuminata dalla luce solare. Oppure potrei parlarvi... Provo a toglierla che così registravo. La piana di Marcesina. Oppure potrei parlarvi di come il cannone sconvolse la quiete dei monti, del monte Ortigara, Terra Sacra, campo di battaglia, Calvario degli Alpini, considerate una tra le battaglie più cruente mai combattute in montagna. I 20 giorni sull'Ortigara senza cambio per dismontare, come la famosa canzone alpina, una terra che bisogna percorrere a volte con la testa china per non dimenticare quello che è successo lì su tutto l'altopiano e su tutti i campi di battaglia. Però pensandoci bene potrei parlare dei tantissimi fiori e dei tantissimi colori del nostro altopiano, del giallo tarassaco, buono anche in cucina, delle genziane, della stella alpina, del croco autunnale, oppure di itinerari dove troviamo alberi centenari, rari da queste parti. Abbiamo sentito bene, la Grande Guerra, oltre ad aver distrutto i nostri paesi, ha annientato anche i nostri boschi. La Grande Guerra, come appunto la chiamavano i nostri nonni, perché è stata una cosa veramente grande per noi. Oppure farvi notare come lo stesso albero, la stessa specie, il faggio, a pochi metri di distanza, una sia completamente fogliata e una ancora no, forse magari per proteggersi da un'eventuale gelata tardiva. Potrei parlarvi di infiniti panorami presenti sul nostro altopiano, di luoghi dove aspettare l'alba, di tramonti infuocati, di albe magnifiche. Vado veloce perché il tempo scorre. Oppure potrei parlarvi di cieli stellati. Tra l'altro Asiago ha aderito a un bellissimo progetto che è lo Skyscape, per poter ridare finalmente la possibilità di osservare il nostro cielo stellato, quello che abbiamo sopra alle nostre teste. Oppure di nomi evocativi come il Montefiore, abbiamo sentito il Montefiore, la Brigata Sassari, Emilio Lussu, amico di Mario, che scrisse un anno sull'altipiano, di fanti, alpini, austriaci, bosniaci, che qui si sono contesi l'ultima montagna, l'ultima cima prima della pianura veneta, o del Monte Zeglio, qui a pochi passi dal centro di Asiago, sicuramente un luogo amato da Mario Rigoni Stern, del cimitero della Brigata Sassari, anche qui con molti vestigi ancora visibili, della mina dello Scalabron che sepolse l'intero presidio
della nostra brigata, della brigata Catania, o di tantissimi chilometri di strade che gli opposti schieramenti hanno costruito durante la Grande Guerra, che collegano ogni dove del nostro altopiano, strade, cippi, trincee, un vero e proprio museo all'aperto, gallerie. Oppure potrei parlarvi dei sentieri che fanno le madri e i greggi quando tornano verso le Maighe per farsi mungere. Qui mi è piaciuto mettere una frase di Mario, perché per me sono storie nel paesaggio, come ce ne sono in ogni paesaggio per chi le sa leggere, giustamente. L'altopiano, per chi lo sa leggere, ha tantissimi spunti, i nostri bovini al pascolo, le nostre tantissime Maighe. Vado un po' veloce, scusatemi. La sapienza dei nostri avi nel fare il formaggio, quel buonissimo prodotto che ancora oggi è conosciuto in tutto il mondo, il formaggio asiatico. La Maida non è solo il posto di trasformazione, però è anche il posto dove i veci tramandano i giovani, e questo è assolutamente importante. Potrei parlarvi del Monteferro, maldestramente tradotto il Monteferroso, e che dall'altra parte viene chiamato Cima 12, magari con riferimento al ciclo delle stagioni, la montagna più alta dell'altopiano, ben conosciuta dai nostri cimbri, e anche la montagna più alta della provincia di Vicenza, con i suoi 2336 metri. La montagna delle due croci, perché da sempre contesa, o del Portole, Cimo Portole, dove, vi leggo una frase di Mario, il vento soffiava dai canaloni portando fiocchi di nebbia e una coppia di aquile volteggiava in cielo, ed i boschi in basso che si perdono fin dove arriva lo sguardo dalla foschia estiva. Potrei raccontarvi di dove trovare l'acqua in un altopiano classico dove acqua non ce n'è, e come i nostri padri, le nostre genti, anche il genio militare ha saputo imbrigliare questa forza. Vi potrei parlare di tante cose, potrei parlare della piana marcesina come prima, appunto, dell'importanza della vita che dà, dell'acqua che dà vita e dell'importante torbiera che si trova nella zona. E come detto, vi potrei parlare di tante cose, di un altopiano di oltre 500 km quadrati, tra i più estesi d'Europa, di oltre 400 km di strade presenti, di 1200 km di sentieri. E quali sono i sentieri di Mario? La risposta è più facile di quello che pensavo. In verità i sentieri di Mario sono tutti, perché Mario ha talmente amato la sua terra, le sue genti, i suoi sentieri, che non c'è un'opera in cui non se ne parli. E allora io oggi mi voglio immaginare Mario che al pomeriggio, un lunedì pomeriggio, esce di casa dopo aver smesso di scrivere, quella casa che ha fortemente voluto e che con le sue mani, con quelle dei figli, è riuscito a costruire lì in Val Giardini, lì vicino a quel bosco degli Urugalli che nel 1966 gli fece guadagnare il premio con cui comprò il terreno dove appunto l'edificò. Mi immagino Mario che esce di casa con Anna e il suo fidato cane Sirio, saluta il vicino di casa Ermanno, il maestro Ermanno Olmi, e si incammina verso il Monte Zevio. All'altezza della colonia della Val Giardini prende la strada per il Monte Tondo, fa una piccola sosta nella panchina sotto la grande croce, assieme ad Anna guarda Asiago, il suo paesaggio, la sua città, vengono in mente i ricordi di scuola, di infanzia, di amici. Non è nostalgia però, perché lui una bella famiglia ce l'ha già. E si salutano, Anna ritorna verso casa e lui prosegue verso luoghi caldi. Attraverso il Pultreche, attraversa un bosco fitto d'abeti rossi, una piantagione come tante ce ne sono, risalenti già dalla fine della Prima Guerra Mondiale, quando, come vi dicevo, i nostri boschi sono andati distrutti. Fa un saluto alla lapide dei partigiani, a Giuseppe e al giovane Rinaldo Rioni, conosciuti nel testo di Meneghello come il Moretto, ma chiamato da Mario un ragazzo delle nostre contrade. Prosegue dritto verso il bosco, incontra un'altra tipologia di bosco misto, ricco di noccioli, di faggi, di abeti bianchi, di qualche larice, quell'alboreto selvatico che naturalmente può portare avanti e tramandare la biodiversità dei boschi
dei boschi altopianesi. E prosegue e va avanti fino all'Altebene, dove incontra una bellissima strada lastricata. E pensa chissà quanti migliaia di soldati, prima e poi recuperanti, pastori, boscaioli, carbonari, gente che è andata a fare la calce, hanno passato su queste pietre, hanno calpestato queste pietre. E pensa chissà quante storie, chissà quante vite. Oggi invece magari è percorsa solo da qualche turista ignaro di chi ha calpestato veramente quelle pietre e della storia che potrebbero raccontare. Lì viene catturato da un rumore, vorrebbe andare verso il Monte Zevio, ma decide di andare a sinistra, verso il Monte Mosciag, dove incontra un gruppo di boscaioli. Stanno allestendo un lotto di legname. La sua attenzione però viene presa da due in particolare, che stanno segando in larice con un vecchio segaccio a mano, cosa che non si faceva più, venivano utilizzate le ben più moderne motoseghe e adesso degli strumenti ancora più moderni come gli harvester che vediamo girare nei nostri boschi. Poi si accorge però che sono solo esigenze televisive, stanno girando un documentario per far conoscere il nostro altopiano. Allora, come il suo personaggio Tonle, senza dare nell'occhio, sgattaglia via per non farsi vedere. Ma subito si sente chiamare. Saluti Mario, buongiorno, come va? Neanche il tempo di girarsi e vede un'energetica signora, queste sono le catastiche che dicevo prima, che scende verso valle. Finché gli uomini stanno allestendo legname durante il lavoro del bosco, le loro donne salgono per portare il cibo e l'acqua e non fanno mai un viaggio a vuoto, come le formiche, scendono a valle con una fascina di legne, quantitativo sufficiente per fare la polenta della sera o per riscaldare il focolare domestico. Si porta allora verso i cimiteri del Mosciag, oltrepassa la lapide della brigata Catanzaro e si porta sul Forte Interrotto. Forte Interrotto che sembra quasi un castello medievale, e lì pensa alla stranezza dell'uomo, alla stranezza e all'importanza delle parole in tutte le lingue. Infatti non è né un forte né interrotto. Era stata la caserma del battaglione Bassano, degli alpini del battaglione Bassano, prima della Grande Guerra, catturata nel maggio del 1916 dalle truppe austro-ungariche, e non era nemmeno interrotto, ma era solamente una italianizzazione fatta dai cartografi sabaudi quando anche l'altopiano di Asiago è stato annesso al Regno d'Italia, e voleva dire posto che sta di dietro, e perciò l'importanza delle parole in tutte le lingue, e quando qualche volta le parole tradotte malamente cambiano completamente di significato alle cose. Stupito, ma non più di tanto, del suo viaggio prosegue e sta scendendo verso Camporovere quando sente uno scampanio di campane. Sembra quasi una festa. Accelera il passo e va incontro. È un vecchio pastore che sta compiendo l'antico rito della transumanza. Sta salendo dal piano della montagna con il suo gregge. Presto gli si avvicina, si salutano con un cenno e iniziano subito a parlare di come è sempre più difficile la partorizia in città, di come sono contenti i pastori quando risalgono sull'altopiano più ospitale e più libero, di antichi lasciapassari che si avevano all'interno della Repubblica di Venezia, che sono cessati con essa, e di antiche razze. Parlano di un'antica razza, la razza Fosa, che è stata fondamentale per molti secoli per l'economia altopianese, e addirittura dall'estensione che ha avuto per l'economia vicentina, una buona madre, buoni parti, una buona produzione di lane pregiate anche per fare dei capi da tessitura, e di come ormai ce ne siano sempre meno. E Mario gli viene in mente quando aveva sentito di un gruppo di pazzi cultori del nostro territorio e che volevano a tutti i costi salvaguardarla, e che con un improbabile progetto vollero coinvolgere la comunità montana e l'Università di Padova. Mario, quando lo seppe, volle partecipare subito e comprare alcuni di quei capi. Oggi, dopo 25 anni, la razza Fosa, la razza fodata, come è conosciuta da tutti i pastori sulle Alpi, è salva, e Mario può aver detto sicuramente la sua, senza l'ombra di dubbio la pubblicità che fece lo scalpore quando si seppe che anche Mario aveva volentieri e senza che nessuno glielo chiedesse partecipato al progetto di
questa razza. Oggi la razza, oltre a essere l'emblema comunale del comune di Foggia, gli è stato dedicato anche una sezione del Museo Cittadino, e ogni weekend, l'ultimo weekend di agosto, gli è dedicata una festa a tema. Scende ancora un po' e arriva all'altezza del roccolo del Monte Rasta. Lì gli vengono in mente gli amici, gli vengono in mente il persistente odore del fumo resinoso, il suono delle campane di Asiago che sovrasta ieri come oggi quelli degli altri paesi, il fumo di legna che usciva dai camini di tutte le case, le voci che dalle contrade chiamavano i ragazzi che erano nei pascoli con il bestiame. Ma si è fatto tardi, l'ora di scendere. Con passo veloce va verso la contrada Lamara, si ferma nella bella fontana che c'è, beve un po' d'acqua, dalla tasca estrae un coltellino e raccoglie qualche carbo, il bisacchese, il formaggio dei prati. Quelli più freschi saranno consumati a cena, quelli più secchi andranno ad abbellire il centro tavola della sua casa. Scende per la strada comunale dell'Oba, attraversa le stone platen che si trovano nei pressi del laghetto di Merla, le antiche lastre confinarie che prima della Grande Guerra si utilizzavano sostanzialmente ovunque qui in altopiano. Da lì potrebbe rientrare velocemente a casa, tagliando per i sentieri che lui conosce, ma a quell'ora c'è in giro poca gente ed è il momento ideale per andare a salutare la sua città. Scende verso il Duomo, completamente distrutto e riedificato come gran parte del paese dopo la Grande Guerra. Lì vicino c'è il cantone degli Stern, con la bottega e la casa dei nonni. Ho dimenticato di mandarvi avanti le diapositive. Questa è la fontana. La casa, il cantone degli Stern, la casa dei nonni e la bottega, e la casa con gli archi, la casa dove negli anni 50 ha vissuto con la famiglia, ma si è fatto veramente tardi. La moglie Anna, che aspetta a casa, non è certo donna che ama i ritardatari. E allora si incammina. Prima però nota un fiocco rosa, un piccolo fiocco rosa che gli ricorda quella che è stata la vera vittoria per l'altopiano, l'anno della vittoria, quando il 31 dicembre del 1919 ci fu la prima nascita dopo i lunghi anni di abbandono della nostra terra e il lungo profugato. Si porta verso contrada Eveni, lì sente dei schiamazzi in lontananza, grilla, urla, confusione. Il sangue per un attimo gli si gela. Tristi e brutti momenti della sua vita da sergente della neve gli vengono in mente, ma fortunatamente velocissimamente gli si avvicinano 7 ragazzini, quasi si scontrano. Lui rimane ritto, fermo, impassibile. Loro dal frastuono di tuono si ammutoliscono nel silenzio più profondo. Dopo finalmente si guardano un attimo, il più piccolo, Luca, rompe gli indugi e gli dice: ciao Mario. Mario risponde: ciao ragazzi, dove andate? E allora il più grande, che gli è ritornato la parola, dice: siamo stati al fondo della contrada a prendere il pane. Di solito lo fanno giovedì, ma questa settimana il tempo è stato brutto e l'hanno fatto solamente oggi, quando sono arrivate le farine. Come per magia, tutti quanti e tutti i bimbi ritornano la parola. Iniziano a tempestare Mario con tantissime domande. Dove sei stato? Dove vai? Ma quello è il tuo cane? Mi sembra vecchio, è un segugio. E Mario, pazientemente, come sempre faceva, risponde. Poi, alla fine, un ragazzo gli dice: ma Mario, consigliaci un bel giro. Allora Mario risponde: non importa dove andate, l'importante è che siate leggeri nei vostri passi. Siate forti e siate liberi, altrimenti, quando sarete vecchi e deboli, rimpiangerete le montagne che non avete salito e le battaglie che non avete combattuto. I ragazzi si guardano l'uno con l'altro, annuiscono e più rumorosi di prima prendono la via di casa. Mario in silenzio riparte, passa vicino al vecchio forno, non fatto solo di pietre ma di tante storie, piccole, grandi storie. Respira a pieni polmoni il profumo del pane fresco e senza voltarsi indietro se ne andò verso Bari. Era un pomeriggio di giugno. Io vi ho messo una delle frasi sicuramente che a me ricordano di più Mario, una frase delle tante, però quella che mi ricorda quello che era Mario, dei figli e dei nipoti che ho la fortuna di conoscere. Ve la leggo? Vivo ad Asiago, nel mio paese natale e terra degli avi.
Amo camminare per le mie montagne, sciare, coltivare l'orto, scrivo quando ho qualcosa da dire. Sono sposato ad Anna, mia compagna di scuola, ho 3 figli e 4 nipoti. Per me questi sono i sentieri di Mario, grazie. Grazie Cristo. Mentre si prepara il professor Piazza, non volevo poi chiudere lì. È ora che chiudiamo. Anche la tecnologia ci si rivolge contro. Adesso non si sente più, giusto? No. Allora, professor Piazza, volevo così, visto che c'è anche la presenza di Bonato, che ai tempi degli anni 70 era sindaco di Roana, assieme a me, che ero sindaco di Posa. Pure voce intanto. Mi ricordo che l'altopiano era ancora soggetto alle servitù militari e d'estate i soldati venivano a sparare con cannoni, missili, eccetera. E noi giovani sindaci, perlomeno parlo per me, ma eravamo abbastanza, come dire, sprovveduti rispetto alla forza delle autorità militari. Spesso ci siamo trovati con Mario, che ci incoraggiava in questa battaglia. E negli anni '80 ci siamo coalizzati, i nostri e quelli del Bellunese, e questo gravame sulla terra così martoriata è stato finalmente tirato via. Poca gente se lo ricorda, ma noi che abbiamo partecipato alle battaglie ce lo ricordiamo. Professor Piazza. Grida, parla forte. Grazie Presidente. Ci invitano a chiudere. Grazie Presidente, grazie per l'invito. Il mio tema si collega a un tassello conclusivo che ha affrontato, avvocato il chiarissimo professor Tiziano Treu nel suo intervento, che è quello dell'identità. Se non ricordo male, lo ha considerato uno dei temi fondamentali da affrontare nell'epoca contemporanea, e d'altra parte questo tema è oggetto dello studio, dell'approfondimento anche dei pensatori economisti dell'epoca globale. Cito il direttore del Dipartimento di Ricerca della Banca Mondiale, Paul Collier, che in questo suo ultimo libro scrive: le persone hanno la fondamentale necessità di provare un senso di appartenenza. Le dimensioni dell'appartenenza sono il chi e il dove. Entrambi si fissano durante la vita delle persone in una comunità. Rispondiamo alla domanda chi identificandoci con qualche gruppo. Rispondiamo alla domanda dove identificandoci con qualche luogo. La nostra casa, la nostra comunità. Si dirà: che cosa c'entra tutto questo con la figura di Mario Rigoni Stern? A mio sommesso parere, la figura di Mario Rigoni Stern, la sua testimonianza culturale, ci lascia una componente potente per riflettere sull'identità individuale, sull'identità storica, ma anche sull'identità territoriale, sulla complessità del problema dell'identità, che, come ha detto qualcuno che se ne intende come Remoti, Francesco Remoti, una parola complessa e avvelenata. Se da Collier, questo grandissimo economista, passiamo ad un brano che vorrei leggervi brevemente, di Uomini, boschi e api, Rigoni Stern scrive: su nel bosco, con scuri e roncole, tutta la gente della contrada per l'assegnazione del legnatico d'uso civico.
una cosa antichissima. Da bambino andavo con mio nonno e mio nonno con il suo e così indietro per secoli, perché quassù non c'erano padroni, né canonici né nobili, poveri sì, ma liberi. E per nostra legge antica i boschi sono della comunità. La legna per i focolari, il legname, il carbone per il commercio con la pianura e con Venezia. Il ricavato di questo commercio serviva per la spesa pubblica al medico, ai maestri, l'assistenza, il prete, il piccolo esercito a difesa della patria montana. Nel 1310 avevano scritto il bene del governo e quello del popolo, il bene del popolo e quello del governo. Tutte le cariche pubbliche devono essere elettive. Ancora, il prete bada esclusivamente alle cose dell'anima e non può intervenire nella cosa pubblica. E così i fuochi eleggevano i pubblici amministratori, i soldati, i loro comandanti, i fedeli, il prete, e poi tutti, scaduto il mandato, non erano rieleggibili al fine di evitare i nepotismi e clientele. E siccome c'era rispetto per le idee altrui, chi veniva quassù trovava ospitalità. Poi capitarono Napoleone, Francesco Giuseppe, i piemontesi, per non dire la guerra. I boschi, i nostri antichi boschi e le malghe dove si producevano il formaggio più buono del mondo, vennero distrutti dalle bombarde e dal gas, le case dai tetti rase al suolo, i prati di terra sudata per secoli vennero sconvolti, sicché affioravano i sassi bianchi come scheletri bruciati dalle esplosioni. Ieri l'altro, ponendo le patate a semina, mi sono apparso in mezzo di tibia il foglio di una baionetta austro-ungarica e tante schegge di bombe, francesi e austriache, inglesi e italiane. Ritornarono ancora sulla nostra terra i sopravvissuti, i profughi, i congedati. Si guardarono attorno chiedendosi il perché e poi ripresero a tirar su le case. Questo breve brano di Rigoni Stern, a mio avviso, ci consegna in modo vivido e quel suo come un uditore espositivo impareggiabile il problema dell'identità legata al dove, legata al chi. Ma questo problema dell'identità è un problema, e qui mi ricollego anche al cenno che il professor Agostini ha fatto sulla storia delle istituzioni della politica, diventa questione direttamente politica. Diventa cioè questione in cui Rigoni Stern è autore che nella microstoria fa convergere la macrostoria attraverso le due guerre del Novecento e prima ancora attraverso gli assetti degli imperi che hanno insistito con il loro potere sulle terre degli altipiani. E allora c'è Mario Rigoni Stern, figura politica in senso alto e nobile, di riscoperta della storia drammatica del rapporto tra montagne dell'altopiano e le entità istituzionali, ma che è una riscoperta non inattuale, ma che è ancora feconda di problematiche non del tutto sopite, per non dire risolte. Ma anche la lettura dei drammi che la storia ha inferto all'interno della montagna, nel cuore dei boschi, che è il cuore dell'identità territoriale, che è il cuore attraverso il quale si dà una risposta alla domanda esistenziale di fondo. Chi siamo?
e chi vogliamo essere. Ad esempio, nel Bosco degli Urogalli, quel brano sull'uccisione del partigiano da parte dei fascisti dentro il bosco. Rigoni Stern riporta in modo drammatico, dilaniante in quel caso, la grande storia nel suo dove. E allora, grazie a Rigoni Stern, grazie a questa sua potenza anche di pensiero pre-politico che però innesca ancora oggi ragionamenti e prospettive, tensioni problematiche e forse speranze di natura politica sul rapporto che riguardano gli assetti istituzionali più proficui, più adeguati, più allineati ai bisogni e alle esigenze delle comunità e del dove e quindi delle identità. Rigoni Stern, dicevo, riesce ad unificare memorie, appartenenze, identità. Il lavoro di Rigoni Stern non è solo un lavoro letterario, ma è un lavoro profondamente storico. Paolo Cognetti, certo, nell'introduzione all'edizione 2018 del Bosco degli Urogalli, ci dice che è il più grande scrittore della montagna. La montagna è quel dove, certo, ma è una montagna storicamente interpretata, considerata, esaminata, no, meglio, vissuta da Rigoni Stern in tutto l'arco del Novecento. E così facendo ci lascia in eredità, credo, davvero l'idea che il territorio, il luogo, il dove non sia semplicemente il fondale dove si muovono personaggi e dove ne accadono fatti narrati. No, il territorio non è un semplice contesto. Il territorio contribuisce alla formazione dell'identità, cioè alla nostra vita, anche quella più intima, anche quella più problematica, anche quella più ricca forse di speranze, ma anche dilaniata da drammi. Il territorio accompagna le nostre vite. Sono nato alle soglie dell'inverno, in montagna, e la neve ha accompagnato la mia vita. Quella neve, appunto, come si l'ha detto, che è elemento fondamentale, come la montagna e come la memoria della sua vita, ma forse anche delle nostre vite. Grazie per l'attenzione. Grazie professore. Chiudere questo interessante convegno, veramente un filò fatto di racconti, di amici, eccetera. C'è qui il figlio Gianni, che prego di prendere la parola. Innanzitutto volevo ringraziare i presenti e dopodiché la Fondazione Istituto di Storia che ha organizzato questa, forse la prima iniziativa in occasione del centenario, no? E spero che raccogliete qualcosa di scritto quanto è emerso da questo incontro, perché ci sono tante cose che anche a me sembrano nuove. Ecco. No, adesso inizierà a settembre col premio, dopo c'è a ottobre inizia un convegno che tratta 3 temi molto importanti, appunto la letteratura, la guerra e la natura. Per 2 giorni ci saranno degli importanti relatori qua ad Asiago a fine ottobre. E dopo ci sarà la mostra dell'Arcidio e tante altre iniziative. Ecco, quello che mi stupisce è che un padre assolutamente normale era
evidentemente un padre importante. Voglio concludere semplicemente raccontandovi un fatto, perché mio papà, oltre a rispondere a tutte le lettere che arrivavano a casa, ma proprio a tutte, il pomeriggio lo dedicava alla corrispondenza. La mattina scriveva, secondo me, di notte pensava, faceva la camminata nel bosco e concentrava i suoi ricordi, dopodiché scriveva. Nel pomeriggio rispondeva alla corrispondenza e leggeva. E incontrava tante persone. Mi ricordo proprio che una domenica si presentano sulla porta di casa una famiglia con dei libri che volevano essere autografati e si presentano, entrano e come al solito mio papà non diceva mai no, e si mette là e comincia a autografare i libri, però queste persone chiaramente a un certo punto lo incalzavano con le domande, eccetera. E lui a un certo punto ha detto, cari signori, è mezzogiorno, a casa mia la polenta si mangia calda, vi saluto e così vi dico anch'io adesso. Questa è l'umanità dell'uomo, del grande scrittore, ma soprattutto dell'uomo di montagna. Caro Gianni, grazie anche per la tua presenza, cari saluti ad Alberico, cari saluti a tua mamma Anna, a tutti i familiari. Naturalmente ringrazio i relatori, le autorità, coloro che sono rimasti a sentirci. Vorrei chiudere con una cosa che mi è particolarmente cara, è scritta nel Sergente della Neve, molto cara anche a mia moglie. C'è una frase, Sergente Maggiore, che torneremo a Baita, è un interrogativo semplice di gente fiduciosa che si rivolge al comandante, che anche lui è un ragazzo, poco più di un ragazzo, ma come ha detto Zovi, uno di quei ragazzi temprati qui, dalle bufere della neve dell'altopiano, e quindi lui con la sua autorevolezza ispirava la fiducia. Era gente, giovani delle nostre montagne, che erano lontani da casa e diceva che Sergente Maggiore che torneremo a Baita. E la Baita era la sposa, gli affetti, il paese, il fieno, l'orto, il bosco, era il mondo della gente proprio semplice e povera che era andata in guerra non certamente per odio. Ecco, oggi vorrei dire è un ritorno a Baita. Siamo tornati a parlare di Mario con l'affetto, con la semplicità, con i ricordi che tanti di noi abbiamo. E non so che cosa potrebbe scrivere oggi il nostro Mario dopo che ha descritto 100 anni in più del nostro altopiano di guerre. Lui parlava di guerre perché qui siamo stati veramente sotto il fuoco della prima guerra mondiale che ha distrutto tutto, e poi parlava di emigrazione, di pastori, di una grandissima umanità. Che cosa direbbe oggi del Baia? Cosa direbbe oggi del Covid? E lui certo avrebbe le parole per descrivere questo e trasmettere i nostri sentimenti. Grazie a tutti della partecipazione, un augurio, un buon soggiorno qui ad Asiago e a presto, e grazie soprattutto anche a Mario Rigoni Stern che ci ha lasciato questa grande eredità. Grazie anche per la vera. Grazie.